sempre il fiume e la sua acqua è stata ritenuta un bene comune. Oggi, per giustificare alcune opere insensate, la si vuole trasformare in minaccia, da bene pubblico a pericolo pubblico. Un ragionamento che sfrutta la paura dei cittadini per giustificare delle opere di grandissima devastazione, senza tener conto dell'impatto che possono avere queste opere su tutto il territorio, anche dal punto di vista della salute pubblica. Acqua uguale bene pubblico da tutelare e non un pericolo pubblico da strumentalizzare. Rispetto a prima ci siamo spostati in linea d'aria di poche centinaia di metri e siamo all'interno della zona che verrebbe occupata dalle casse di espansione se venissero realizzate. Come vedete l'ambiente è completamente diverso rispetto a prima, sia l'ambiente che la vegetazione. Questo perché? Perché le grave sono un mosaico di ambienti diversi che coesistono in questa ansa naturale che il Piave ha formato nel corso dei secoli, creandosi lo spazio naturale di cui ha bisogno per poter far esondare le sue acque in caso di piena, di morbida o di piena eccezionale. Quindi l'utilità di questo territorio con questa, chiamiamola quasi foresta, è doppiamente utile. Perché? Perché allungando il percorso del fiume ne diminuisce la pendenza e con questa foresta ripariale va in attrito alla forza dell'acqua, riducendone la forza. Tutto questo va a beneficio di tutte le aree che vengono poi successivamente alla zona delle Grave di Ciano, in quanto l'opera di espansione naturale rende più gestibile la piena e dà del tempo a eventuali forme di evacuazione della popolazione. Fin dai tempi del 66, subito dopo la famosissima piena, il governo aveva istituito una commissione, la famosa Commissione De Marchi. Aveva lo scopo di studiare lo stato di salute di tutti i fiumi d'Italia, quindi anche il Piave, però con un approccio ben preciso, studiarli dalla sorgente alla foce per capire dove potessero esserci delle criticità e dove eventualmente poter intervenire per prevenire le eventuali esondazioni. Avete visto questo buongiorno di questo venerdì 24 maggio per far capire l'importanza dell'ambiente. Dopo ognuno fa le proprie riflessioni, può decidere se per il sì, se per il no, da quello che si vede, da quello che sente, sempre però sentendo le persone competenti che sanno. Poi ognuno fa le proprie valutazioni, però anche noi dobbiamo capire, perché noi votiamo queste persone, le paghiamo, ci sono dei comitati che studiano, sono pareri favorevoli, pareri contrari, ma io sono convinta che il nostro parere è fondamentale. Noi dobbiamo conoscere le situazioni del nostro territorio, perché il politico passa, anche il dirigente, ma noi rimaniamo e se poi ci sono danni li paghiamo noi sempre, comunque. Perciò è giusto essere informati. Allora commenteremo questo bellissimo buongiorno di questo ambiente meraviglioso che abbiamo con, collegato da Udine, Tiziano Fiorenza, naturalista e guida turistica. Grazie Fiorenza di essere qui con noi, perché è molto importante sentire anche le persone competenti, quelle che veramente dedicano il loro tempo per farci capire anche cos'è il territorio, come va salvaguardato, come va rispettato. E poi una persona graditissima, Sergio Furlan, presidente Castaldo Famiglia Zatter Menados della Piave. Perciò capite bene che è una cosa molto importante. Qui siamo a Longarone, perciò capite che in realtà abbiamo questa mattina. Allora partirei proprio da Tiziano Fiorenza. Allora Fiorenza, non so se lei ha visto buongiorno. Questo buongiorno che ho mandato, buongiorno e grazie, di queste Grave del Ciano, di questi bacini di laminazione che si vogliono fare all'interno di questo territorio. Ci sono pareri favorevoli, pareri contrari, anche di importantissimi esperti. Ecco, lei come vede la situazione? Prego Fiorenza. Ma la situazione non è mai di facile soluzione, insomma. Il problema è questo, che a volte
l'approccio che noi abbiamo verso questi problemi è un approccio puntuale, cioè in quel posto lì, no? Quando invece si parla di un qualcosa di complesso, come può essere un corso d'acqua, che quindi ha una sorgente, ha una foce, bisognerebbe in ogni caso, anche quando si parla di sicurezza, parlare sempre in termini di bacino, cioè quindi fare un discorso molto più ampio e non concentrati su un singolo posto. Se poi aggiungiamo al fatto che ormai le zone naturali, quelle che permettono di conservare la biodiversità, sono poche, prima di pensare di distruggere uno di questi posti come queste grave, ci dovremo pensare molte volte. In ogni caso vale sempre il discorso costo-beneficio. Ecco, di solito questi interventi sono, diciamo che fanno avere molti consensi magari in quel momento perché si sembra di risolvere un problema, ma poi si scopre che a distanza di anni se ne sono creati molti anche peggiori. Senta Fiorenza, quello che però preoccupa è che noi, e come ho detto all'inizio, noi cittadini, noi popolo italiano, da nord a sud, a est a ovest, quasi sempre non conosciamo le nostre realtà. Noi paghiamo i consorzi di bonifica, noi paghiamo le tasse, paghiamo tutto, però non sappiamo mai quello che succede e dove vengono investiti questi soldi, il perché e come e dove. Ce lo dicono a cose fatte, la decisione di pochi sulla testa di molti, ma quello che crea veramente più confusione ancora è che ci sono esperti favorevoli e contrari. E là la diciamo lunga come dice lei. Se invece ci fosse qualcuno che ci spiega come giustamente sta cercando di far capire lei, che non si deve guardare il singolo posto, ma guardare tutto il percorso che si vuole fare per cercare di arginare l'acqua, per cercare di contenere l'acqua, forse anche noi capiremo qualcosa. Il problema è che ci mettono sempre gli uni contro gli altri. Poi, sentendo anche gli esperti, gli uni contro gli altri, capisce che poi noi a casa diciamo, e adesso cosa si fa? Prego Fiorenza. Sì, certo, adesso senza entrare ed essere inutilmente polemico, che non è mai bello essere polemici, bisogna vedere chi sono questi esperti. Spesso e volentieri quando si parla di esperti, in realtà molti di queste persone che parlano esperte non lo sono affatto. In altre occasioni si può parlare di diverse figure di esperti, cioè per esempio parlando di un corso d'acqua ci può essere il naturalista che è esperto nell'ambito della sua materia, ci può essere l'ingegnere idraulico che è esperto nella sua materia, il geologo che è esperto nella sua materia e a volte può essere anche che queste idee, diciamo idee di soluzioni o di trovare qualche sistema per vivere meglio, possono non essere completamente sovrapponibili. Certo è che quello che dalla mia esperienza personale, spesso e volentieri in realtà non c'è una contrapposizione proprio reale tra esperti e non esperti. Spesso ci sono interessi privati, che qua adesso in questo caso non ne voglio parlare, però di solito a volte si è scoperto, per esempio, che qualcuno dà parere favorevole ad un certo tipo di intervento, quando magari in realtà perché ha un suo interesse personale, puramente economico, per risolvere il problema. Abbia pazienza, siamo a Longarone, la diga del Vajont mi pare che sia una cosa evidentissima su quello che interessi privati possono fare. Allora Fiorenza, in questa settimana io ho sentito molti esperti idraulici, professori universitari, gli uni contro l'altro, è saltato fuori anche il discorso delle nutrie. Adesso le nutrie sono un problema. Allora guardiamo il video delle nutrie che ha mandato Fiorenza e poi commentiamo e ne parliamo. Non so, non vedo nessun video io. Ecco. Eccoci qua, la nutria. Allora, le nutrie erodono, le nutrie scavano, le nutrie sono un problema. Cosa ci dice Fiorenza? Allora,
Qua bisogna vedere diversi punti, cioè proprio ancora una volta bisogna guardare la cosa da più angolazioni. La nutria è una specie di roditore sudamericano che qui non dovrebbe esserci. È stata liberata molti anni fa perché una volta un animale da pelliccia, si chiamava commercialmente castorino, e quindi c'era un interesse nell'allevarla per fare questa pelliccia. Adesso è in disuso e molte di queste nutrie sono state liberate e hanno invaso il nostro territorio. Quindi dal punto di vista naturalistico la nutria non dovrebbe esserci e anzi viene considerata tra le specie invasive più diciamo disturbanti o nocive da eliminare. Su questo non ci sono dubbi. Da qua però a trasformare la nutria come il mostro che causa disastri ce ne passa, nel senso che la nutria, è vero, scava, fa i suoi lavori, può anche essere abbastanza impegnativa, no? Questo è assolutamente vero, ma ricordiamoci che i disastri colossali avvengono perché abbiamo costruito in territorio alluvionale, abbiamo fatto degli interventi noi umani sbagliati, abbiamo cementificato troppo il territorio, in cui la nutria è solo uno degli elementi diciamo che creano questi problemi. Il più facile forse da colpire, in effetti. Ecco, voglio solo ricordare che la nutria è una specie alloctona, quindi anche il naturalista dice va bene, la dobbiamo eliminare. Facciamo attenzione che in questi anni sta avanzando un'altra specie che si chiama castoro europeo. Il castoro europeo è una specie autoctona, quindi non sarà mai possibile eradicarla perché nella legislazione tra le specie prioritarie di conservazione. E attenzione che i castori possono causare problemi simili a quelli delle nutrie. Allora dobbiamo cercare invece di capire nel territorio come intervenire in modo intelligente e soprattutto non cementificarlo e non andare a costruire laddove è normale che il fiume esca fuori dagli argini. Più chiaro di così, avete capito? Siamo noi, è la nutria, è l'orso, è il cinghiale, cioè si passa sempre il cerino su chi invece non ha proprio nessuna colpa. Il vero colpevole è, come ha detto Fiorenza molto chiaramente, è chi ha liberato queste nutrie. Allora bisognava fare prevenzione su chi aveva queste nutrie e prima di liberarle andare a verificare chi erano e dove erano. Sempre il dopo, naturalmente è sparito tutto e adesso noi abbiamo le nutrie e se tutto crolla è colpa delle nutrie per qualcuno, perché così passa il cerino. Adesso invece andiamo a vedere questo documentario, poi salutiamo anche il nostro ospite Sergio Furlan. Andiamo a vedere questo documentario Zattieri. La vita scorre sull'acqua. Per secoli le acque, siano esse dei fiumi o dei mari, apparentemente elemento di divisione, sono invece state le principali vie di comunicazione che hanno favorito scambi e commerci. La storia dell'umanità ce lo insegna. I fiumi, da tempi lontanissimi, sono stati utilizzati per il trasporto di merci d'ogni tipo, compreso il legname utilizzato per scopi civili e militari. Lo sfruttamento delle nostre foreste è conosciuto fin dai tempi dei Greci e degli antichi Romani. Furono i dendrofori romani i precursori degli zattieri, di cui si ha testimonianza fin dai primissimi secoli d.C. Lungo il fiume Piave sono stati trovati alcuni cippi riconducibili all'attività dei dendrofori, ed in particolare uno a Belluno, dedicato a Marco Carminio Pudente, capo del Collegio dei Dendrofori, risalente al 200 d.C. Già in quell'epoca il legname veniva trasportato in questo modo fino ad Altino, porto romano sulla laguna. La necessità di sfuggire ai saccheggi che nell'Alto Medioevo si ripetevano ai danni delle popolazioni locali hanno portato queste a riparare tra le isolette della laguna, utilizzando quindi l'acqua come elemento difensivo. È iniziata così un'immensa opera di palificazione, sulla quale sarebbe stata fondata nel corso dei secoli la splendida ed unica città edificata interamente sul mare, Venezia.
esigenze civili e per quelle navali del Serenissima fu straordinario l'impiego delle risorse forestali del Bellunese, dando sviluppo ad un'economia articolata lungo l'asse fluviale del Piave, dal disbosco alla lavorazione del legname, al trasporto dello stesso lungo le vie dell'acqua. Allora ringrazio tantissimo, ma veramente grazie anche Sergio Furlan e anche Tiziano Fiorenza per i video che avete visto, ma quanto belli siamo, ma quante meraviglie abbiamo. Allora grazie Furlan, allora cosa ci dice? Come vede lei la situazione Furlan con la vostra storia, le vostre radici, le vostre convinzioni, il rispetto della natura? Prego. Intanto buongiorno a tutti, a lei e anche all'ospite, il signor Fiorenza. Noi, lo ha detto anche il documento, no? Il documentario, l'acqua, i zattieri e tutte le persone che vivevano lungo i fiumi. Secondo il mio parere, una volta controllavano molto e curavano molto l'ambiente, perché l'acqua è e lo sarà sempre un elemento a noi molto importante, però secondo me adesso è passato un po' in secondo piano. Le faccio per dire un esempio, no? 13 erano le segherie da Perarolo a Longarone in circa 17 chilometri e non c'è storia che si è mai sentito che una segheria sia finita sott'acqua o sia successo qualcosa di gravoso. Ciò significa che una volta avevano molta attenzione, sapevano dove costruire e cosa fare. E questo non è neanche una colpa, secondo me, di giorno d'oggi. Secondo me manca molta comunicazione anche, come diceva il signor Fiorenza, no? Tutti questi esperti, e senza far polemica, magari qualcuno lo è e qualcuno non lo è, magari non si va proprio a sentire la persona interessata, quello che magari ne sa di più e quello che porta la sua esperienza. Ecco, secondo me bisognerebbe mettere dei tavoli più vicini, che le persone si parlino di più e comunicano di più e soprattutto anche poi bisogna anche fare qualcosa. Ecco, questo secondo me è il mio pensiero, ecco. Allora, Furlan, la ringrazio di queste parole che ha detto, perché io sono fermamente convinta di quello che io sto ascoltando, tanto è vero che io ho proposto a tutti i sindaci che sono venuti nella mia trasmissione, vi posso assicurare che sono tanti, perché sono quelli più vicini al territorio, forse quelli con i quali riesce a dialogare di più, di fare le quote verdi nelle giunte, invece di avere solo le quote rosa, di fare le quote verdi con esperti del territorio, che sono anche questi ambientalisti, perché la politica è riuscire a dare la colpa agli ambientalisti e specialmente moltissimi, dove dicono che sono loro il problema, perché dicono sempre di no. Io ne ho invitato tantissime associazioni importantissime che se non ci fossero dovremmo invitarle e loro hanno spiegato molto bene che loro non dicono sempre di no, loro dicono il no quando sanno, perché sono persone competenti, non sono gli ultimi della classe, hanno delle lauree molto importanti, ma non solo quelle, poi si applicano anche come volontariato al territorio, quando è no c'è per qualcosa che non va, che non funziona. Fiorenza, cosa dice alle parole che ha detto Sergio Furlan? Prego. Ma io le sottoscrivo, nel senso che però le parole poi alla fine, onestamente, anzi saluto l'ospite, quando si vanno a concretizzare, io mi sono trovato a diversi tavoli, è sempre molto difficile. Cioè, a me piacerebbe, mi permetta un po' un mondo naif, mi piacerebbe che tutti veramente, quando si siedono intorno a un tavolo, vogliono veramente cercare una soluzione che sia buona e valida, di sicurezza, di tutela, eccetera. E io purtroppo, le dico la verità, spesso e volentieri quando mi siedo in questi tavoli vedo che c'è qualcuno che invece ha solo interessi di privatizzare il denaro pubblico. Se poi quell'opera sia davvero utile o meno non gliene frega assolutamente nulla, e appunto si scarica, come la nutria è il problema del secolo, così si scarica la colpa magari sull'ambientalista che dice ecco, tutta colpa sua, non abbiamo fatto niente, è venuta fuori l'alluvione per colpa dell'ambientalista. Ecco, questa è una cosa che io noto. Ecco, la situazione del Veneto la conosco meno, ma conosco bene quella della mia regione, che è Friuli-Venezia Giulia, dove purtroppo anche in questo momento si propongono e si attuano delle opere che sono fallimentari, atte soltanto a spendere in modo purtroppo
poco curato il denaro pubblico. Le faccio solo un esempio, non c'entra niente con il Piave, ma da noi sono state costruite strade per, tra virgolette, tutela del bosco, cioè esbosco, a 1700 metri di quota dove il bosco non c'era, dove tutti i geologi dicevano guardate che appena si farà quella strada verrà giù, e l'hanno fatta lo stesso. Allora qua è inutile dire ecco, e ci hanno accusato anche noi, siete sempre che dite di no, ma abbiate pazienza, noi in questo caso, e ci sarà una denuncia anche all'erario, avete speso denaro pubblico per nulla. E le facciamo un altro esempio, sempre da noi abbiamo una strada, quella di Passo Monte del Croce Canico, che è chiusa a causa di una frana e non si sa neanche come risolvere il problema. Cioè qua si vuole far proliferare opere che non riusciremo a gestire, perché alla fine è così, non riusciremo a gestire, con un portafoglio molto basso. Allora il fatto di dire sempre di no non è vero, cioè è una facile risposta, voi dite sempre di no. No, bisogna vedere cosa ci proponi quando noi sappiamo, per esempio, e non lo diciamo solo noi, ma che le Nazioni Unite lo dicono, che la prima cosa che dovremmo fare per tutelare il territorio, anche per tutelarsi dal cambiamento climatico che c'è e ci sarà per i prossimi anni, è la tutela del 40% del territorio. Ma quando si parla di tutela già molti viene fuori, parte l'embolo, no? Dice ecco, voi non volete farci fare niente. Purtroppo questo è un fallimento secondo me anche della scuola, dell'università, che non riesce a comunicare adeguatamente e in modo preciso a tutti quanti quelle che sono le vere tematiche, che non significa non fare nulla. Guardi, io non è neanche vero come si dice che la natura lasciata a se stessa risolve tutto, non è vero. L'uomo è da migliaia di anni che interviene nella natura, per molto tempo ha fatto molti errori, ma ha fatto anche molte cose belle, ha creato un ambiente bellissimo dove poter vivere. In questi anni, giustamente come diceva l'ospite, abbiamo perso il senso della misura, cioè ci sentiamo un po' onnipotenti, e questo è quello che ci porterà a disastri sempre maggiori. Molto chiaro Fiorenza, la ringrazio, che bella questa mattinata con questi ospiti, la farei tutte le mattine, perciò tenetevi pronti che vi inviterò spesso, perché è giusto invece parlare di questo e anche mettere a conoscenza, altro che prendersela con gli ambientalisti, prendetela con i politici, quelli che hanno devastato il territorio e che lo stanno ancora facendo. Abbiamo Paolo da Montagnana, ciao Paolo. Buongiorno Mirella, a te e ai tuoi ospiti. Buongiorno. Allora Mirella, io ho i capelli bianchi, dunque qualche anno ce l'ho. Qua a Montagnana, fra Montagnana, Casale di Scodosia, Urbana, Merlara, Le Valli, siamo andati sotto acqua la settimana scorsa in una maniera incredibile, no? Allora io dico, no, i politici, i bravi politici, no, che siamo fortunati che hanno le orecchie, se no avrebbero la bocca che fanno il giro della testa, no? Bravi a parlare, no? Io dico solo, no, che 100 anni fa, 100-150 anni fa, i nostri vecchi hanno costruito argini con carriole e badili. Adesso con le palle meccaniche non siamo neanche capaci di pulire i fossi. Le palle meccaniche le tirano fuori quando ci sono gli argini rotti. Allora io dico, no, non si può mica fare una sinergia fra sindaci dei territori che sono stati alluvionati, no? Che sono solo bravi anche questi sindaci a venire a chiederti il voto quando è ora, dire facciamo e non fanno niente. Io ti dico una cosa, Mirella, ho fatto un giro in questi giorni. Io mi ricordo quando ero bambino, fossi che erano larghi 2 metri sul letto e 3 metri sopra, adesso sono dei piccoli fossetti che quando c'è un secchio d'acqua dentro straripano. Allora io dico, no, siccome che noi italiani siamo un popolo che dovremmo meritare una politica migliore di quella che abbiamo, no? Perché le tasse le paghiamo, i consorzi di bonifica li paghiamo, ma nessuno sta facendo niente per il nostro territorio. Questa è anche una delle vergogne d'Italia, no? E poi non stanziamo soldi per i danni. Si può mica prevedere queste cose, fare gli allargamenti di fossi, pulire anche qua a Legnago, c'è l'Adige in mezzo, c'è un'isola che non so cosa ci sia di alberi, di piante che sono nate. Una volta mi ricordo, quando ero bambino io, nei fossi consorziali c'era sempre questa gru che cavava sempre il fondo del fosso. Adesso non vedi più nessuno.
Grazie poi... Paola, molto chiaro. Paolo, devo andare avanti, ti ringrazio della telefonata, della tua partecipazione, perché è giusto sentire anche le voci a casa, e ringrazio, sono sempre molto attenti e anche sono molto bravi, mi dicono sempre gli ospiti che ho un pubblico molto preparato e competente. Allora, non solo la colpa è delle nutrie, ma anche dei cinghiali, se va tutto in malora, se si uccide di tutto e di più. Andiamo a vedere il video cinghiali. Nutrie, cinghiali. Allora Fiorenza, commentiamo questo video, è colpa delle nutrie, è colpa dei cinghiali e due, poi andremo avanti. Prego Fiorenza. Grazie per avermi fatto vedere questo video, che sono mie riprese che ho fatto a Sequas qualche anno fa. Bellissime, bellissime. Sì. No, il cinghiale ogni volta, appunto, ogni argomento fa storia a sé, no? Il cinghiale è un animale che era assente nel nord-est Italia da circa 500 anni, è tornato negli anni 50, cioè dopo la seconda guerra mondiale è tornato nei nostri boschi, no? E il cinghiale certamente è una specie che va gestita, come il territorio va gestito anche il cinghiale. E se raggiunge numeri troppo elevati è chiaro che questo può creare qualche problema e va gestito. Problema diventa adesso per il cinghiale perché è nato un problema sanitario legato alla peste suina africana, e questo dà ancora maggiore preoccupazione soprattutto per gli allevamenti di maiali, ecco, questo è il vero motivo. Ma vorrei sottolineare una cosa, che una soluzione migliore di qualunque per il controllo del cinghiale si chiama lupo, è il lupo che è tornato nell'Italia nord-orientale, che è in tutto l'areale di diffusione italiano è il principale controllore del cinghiale. Ecco, quindi in realtà effettivamente a volte la natura da sola, se lasciata fare, ha anche le soluzioni ai problemi. Bisogna dare il tempo e fare quei piccoli interventi anche di controllo numerico della specie quando laddove è necessario. Insomma, non è un disastro totale, ecco. Avete capito bene? Abbiamo Vladimiro da Rovigo in linea, vai Vladimiro. Grazie Mirella, buongiorno intanto. Allora, il tuo ospite che parla del Friuli sta in gamba perché ha fatto vedere che tre soggetti diversi, no? Ingegnere idraulico, naturalista e geologo, pur ragionando tutti e tre nella maniera più sincera possibile, può trovarsi in disaccordo totale. E l'altro ieri che c'era il presidente della bonifica Veneto Orientale che ascoltando che tira fuori un altro motivo per il quale si allaga le campagne, cioè l'uso sbagliato o eccessivo di sostanze chimiche che va ad alterare l'humus che è sottoterra e quindi va a cambiare il potere di assorbimento che ha il terreno sotto faglia, no? E quindi si allaga le campagne. Cioè, voglio dire che c'è moltissimi soggetti, moltissime possibilità che crea problemi e punti di vista diversi per trovare una soluzione. Il tuo discorso che ognuno punta a passare il cerino all'altro vale anche per gli animalisti o i naturalisti non per del mestiere, no?
perché mica so i Polesine, cioè Polesine è una zona che ha delle campagne che ti hanno a casa ogni 300 metri, per dire, ti ha pochissime strade, è impossibile dare la colpa degli allagamenti all'attività dell'uomo quando c'è cementificazione. Eppure che stanno essendo nate diverse organizzazioni di animalisti che per carità nulla a dire, ma che dice povera la nutria non è colpa sua ma è colpa dell'attività dell'uomo. Quale attività dell'uomo che appunto qua che campagne immense? Allora ogni soggetto che è interessato alla faccenda è portato a tirare dalla parte sua, o per il mestiere che fa o dal punto di vista culturale. E è una sola soluzione teorica che volia un luogo istituzionale delle persone o una persona del livello istituzionale che, sentite tutte le parti, decide, e quando che decide si fa. Se si può arrivare a questa soluzione, allora si risolve tutto nella maniera migliore possibile, tenendo conto della realtà delle cose, perché si dà per scontato che questa persona sia onesta. Se invece questa manca, sarà sempre casino. Ma qual è il male? Che alla fine prevale quei soggetti o quelle alleanze dei soggetti che hanno più capacità monetaria o politica o di discutere, e creare una maggioranza che decide le scelte. Cioè, quindi si potrà andare a finire che, per esempio, nei gravi di Ciano veniva fatta una scelta, quale che sia, che non sia migliore, perché prevale un gruppo o dei gruppi rispetto agli altri. Ficcano che se una persona, un luogo istituzionale che, sentite tutte le parti, decide e quella è la scelta, sarà sempre così e ognuno passa il cerino agli altri, perché anche gli animalisti che dicono povere nutrie, mi vivo qua in Polesine, te giuro che è il disastro, è loro che fa crollare i ponti, non la cementificazione che è 2 chilometri più là, fa crollare gli argini e nutri. Ecco, cioè, finché siamo a questi livelli qua del caos e di anarchia, andrà sempre come che sta andando finora. Ciao Mirella. Allora abbiamo sentito anche la riflessione di Vladimiro. Io sono molte volte a Rovigo perché appunto faccio anche questo, giro molto, e non abbiamo parlato però di monocultura. Vladimiro, ecco, e tu vivi su una zona dove la monocultura regna sovrana quasi dappertutto. Non so se prego posso Fiorenza, poi sì. andiamo in pubblicità. Ah, ok. No, prego, risponda pure. Volevo dire 2 parole per il simpatico ospite che ci ha chiamato, no? Volevo sottolineare che l'animalista può dire quello che vuole, ma la nutria non è un animale protetto. Le nutrie vengono controllate e vengono uccise a migliaia ogni anno, tantissime, quindi in realtà si fa il possibile per controllare le nutrie, si fa di tutto di più, quindi nonostante tutto le nutrie vengono eliminate, cioè dappertutto. Non è un animale protetto, quindi vengono uccise. Sì, hanno fatto anche in provincia di Treviso la cena con le nutrie, lo sapeva Fiorenza. Il problema del Polesine appunto in realtà non è il fatto che ci sia solo una casa di 300 metri, in realtà tutto il territorio è stato molto diverso oggi da quello che dovrebbe essere, non tenendo conto che si trova quasi a sottolivello del mare, quindi è ancora più soggetto a queste problematiche. Se le pompe non funzionano, non funzionano. Molto chiaro. Non so se ha sentito quello che ho detto Fiorenza, che in provincia di Treviso hanno fatto anche la cena delle nutrie, ecco, ne avevo ucciso talmente tante, hanno fatto anche questo, perciò ecco, dobbiamo anche sentire quelle persone anche competenti, ognuno nella propria materia in base a quello che ha studiato, dove ha fatto il percorso, perché è facile poi parlare, ecco, se non si conosce veramente la realtà del territorio. Ecco, io cerco di invitare sempre delle persone competenti che possono anche far cambiare opinione o far riflettere, oppure dire no, non sono d'accordo, però è giusto ascoltare le persone competenti. Pubblicità. E abbiamo in linea Claudio da Marano Vicentino. Ciao Claudio. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Bisogna rivedere il sistema che c'è per quanto riguarda le piste ciclabili. Purtroppo parlo contro il mio interesse, perché a me andare in bici sopra un argine di un torrente mi piace, però le piste ciclabili, essendo terra del demanio, sono state fatte a... Poi con il tempo, all'inizio, c'era questo buco dove passavi in cima all'argine del torrente, in mezzo ai rovi. Poi a volte si è cominciato a vedere che tirano via
le piante addirittura. Allora, devono essere rimessi giù le acacie che c'erano. Non si può pensare che un argine di terra resti così, perché di piove ci sono state anche negli anni 60 dei grossi periodi di pioggia, non è mica una novità, ma allora c'erano tutti gli argini con le acacie. Allora bisogna piantare queste benedette piante, tirar via le piste ciclabili. Purtroppo parlo contro il mio interesse, ma non si può mica sempre fare interessi personali, bisogna anche saper fare interessi di tutti, perché quelle persone che si sono trovate con l'acqua in casa, loro hanno subito danni. Per cosa? Perché non sono piantati gli acacie, le cassie sui argini. Poi c'era il frontaliero che andava là, o chi per lui, che andava là e tagliava la pianta più grossa. Siccome le acacie non fanno mica una pianta sola, ne fanno di più, veniva esportata quella più grossa, andava a far legna da bruciare e veniva lasciata l'acacia non va lasciata nuda, la socca. La socca va lasciata con un altro butto, insomma. E quindi così funzionava nel tempo. Se poi vogliamo incementare 500.000 chilometri di argini, ha detto, mi sembrava 500.000 chilometri di argini, è una spesa che non ce la possiamo fare. E allora l'unica cosa che possiamo permetterci è mettere giù di nuovo le piante, ritrovare una strada nuova per le piste ciclabili, perché vediamo che non possiamo utilizzare, lo dicevano i vecchi che mi ricordo io, che non si poteva fare nulla sui argini perché a mai appena passavi a piedi, perché bisogna che le piante restino a tenere la terra. Buona giornata signori. Grazie Claudio, mi è piaciuto molto la parola socca che i vecchi usavano una volta. Ricordavo quando chi diceva dovevo calvaga con che a socca calgà. Questa era la definizione, ed è socche che ne c'è in giro, mamma mia, le socche. Allora andiamo a vedere i zattieri. Alla data evocativa del 3 agosto 1492, cioè il giorno in cui Cristoforo Colombo salpò verso le Americhe, veniva sottoscritto dal doge Agostino Barbarigo lo statuto della scuola degli zattieri per la regolamentazione della navigazione delle zattere lungo il Piave. Ciò avvenne solo qualche anno dopo l'ideazione della sega alla veneziana da parte di Leonardo da Vinci. Un'innovazione che si diffuse ovunque, dando impulso alle nascenti segherie, così come quelle sorte in buon numero negli anni a venire, anche tra il territorio longaronese e Perarolo. Fa pensare come questo tipo di sega si sia mantenuto pressoché inalterato fin quasi ai giorni nostri. Erano 5 le fraglie o fratellanze di zattieri che con una sorta di staffetta avevano il compito di condurre a Venezia le grandi zattere cariche di legname lavorato, ma anche di altro materiale e prodotti della montagna. Codissago, Ponte nelle Alpi, Borgo Piave, Falzè Nervese, Ponte di Piave. Il disbosco ed il trasporto a valle dei tronchi è avvenuto per secoli con metodologie imparagonabili a quelle moderne, con solo immaginabili fatiche e sacrifici. A ragione di ciò impressionano certi numeri, come i 300.000 tronchi che venivano immessi in acqua sul Piave ogni anno a monte di Perarolo, con l'apporto anche dei vari affluenti quali il Padola, l'Ansiei, il Boite. I Menadas provvedevano a farli fluitare in modo regolare. Lungo i torrenti impervi dell'alta montagna si costruivano le stue, con cui realizzare delle piene artificiali per facilitare il deflusso dei tronchi, i quali venivano poi fermati più a valle dai cidoli. Questi impedivano che una piena improvvisa potesse trascinarli via.
Guarda Furlan, intanto grazie, veramente grazie. Lei non ha idea, Furlan, quanto apprezzato è stato il vostro intervento, i video che abbiamo visto, perciò sono sicura che questa mattina apprezzeranno tantissimo, perché siete gettonatissimi, perché fate vedere la nostra storia, quello che si riusciva a fare una volta con poco e si faceva tanto. Adesso con tanto, come hanno detto le nostre telefonate, abbiamo sentito, si fa poco. Prego Furlan, grazie per questi video, prego. Ecco, avete già visto, no? Come qui dal video, come governavano l'acqua, la governavano i boschi. Se si pensa che dal 1492, che è stato redatto lo statuto che governava il mestiere degli zattieri, no? Che è andato avanti circa fino al 1920 con oltre 300.000 tronchi tagliati all'anno, non ci sarebbero più boschi se non avrebbero impiantato, avrebbero governato, avrebbero fatto. C'era la cura del territorio, perché era un bene comune. E quello che adesso secondo me manca questa cosa, no? Ci sono tante competenze, però purtroppo sono divise, ognuno dice la sua e ognuno cura la sua parte. Invece sarebbe ora di mettere in campo tutte queste competenze. È arrivato anche il momento di far vedere quello che siamo capaci di fare, perché io sono sicuro che siamo capaci di fare. Ecco. Castaldo, famiglia, Zatter, Menedas della Piave, ma i giovani con questa famiglia Zatter, Menedas, come sei? I giovani, Furlan? Sì, i ragazzi li abbiamo. L'anno scorso abbiamo aperto la regata storica con la nostra zattera, dove a bordo c'erano 3 generazioni di zattieri, e i ragazzi comunque adesso c'è il problema appunto, no? Che non si riesce ad andare in zattera perché c'è poca acqua, e invece secondo me l'acqua c'è, ed è anche un elemento che può andare a nostro vantaggio, cioè quello di portare i giovani, perché poi i giovani devono avvicinarsi all'acqua, devono continuare a imparare a costruire le zattere e anche a poter anche scendere. Comunque anche noi come zattieri sa che abbiamo il museo, sì, e abbiamo molte scuole, molti giovani che vengono anche in questo periodo a vedere, e li vedo molto, molto interessati. Avete capito che non è vero che i giovani non interessano queste cose? Avete sentito cosa ha detto Furlan? Abbiamo Livio da Padova, vai Livio, veloce. Sì, ciao Mirella, ciao. Saluto ai tuoi ospiti. Dunque, sarebbe opportuno, secondo me, che quando ci sono delle piste ciclabili che attraversano delle strade, delle superstrade, oppure appena fuori dalle autostrade, che mettessero dei cartelli in prossimità delle piste ciclabili che devono attraversare queste strade, dei cartelli di segnalazione che ci sono delle piste ciclabili, perché un ciclista che deve attraversare con la bicicletta a mano queste strade è pericolosissimo. Volevo un parere del tuo ospite. Grazie. Sicuramente sì, subito dopo però aver visto un altro video, Livio, perché è colpa delle nutrie, è colpa dei cinghiali, è colpa di chi? Dei daini, dei cervi. Andiamo a vedere il servizio.
Caprioli, cervi, daini, colpa loro, dobbiamo uccidere, dobbiamo eliminare, dobbiamo cercare di far tornare i numeri giusti. Prego Fiorenza e grazie per questi video. Eccomi qua. Niente, cervo, capriolo, muflone abbiamo visto, poi altre specie, insomma, ancora una volta ogni specie fa storia a sé. E ogni specie ha le sue problematiche o i suoi pregi. Diciamo che il capriolo è la specie che non crea nessun tipo di problema in realtà, se non per gli incidenti stradali, ma anche là serve da aprire un altro discorso su come vengono fatte le strade e gestite le strade. Il cervo sicuramente è una specie impattante in quanto è molto grande, è in forte espansione, e quindi soprattutto può creare qualche problema, ma come tutto va gestito, cioè non deve essere uno scandalo pensare che un animale come questo va gestito. Sicuramente ci deve essere un piano regionale che preveda quanti animali possono stare in un territorio e l'eccedenza a prelevarla. Sicuramente non è una soluzione quello di pensare invece di eradicare queste specie, cioè di eliminarle completamente. Riteniamo che queste specie, laddove vengono gestite bene, portino dei vantaggi a tutti, al mondo venatorio perché li caccia, ma anche all'ecosistema in quanto prede dei grandi predatori come il lupo rosso o l'aquila, insomma, o la lince che sta piano piano tornando anche quella. Quindi sì, sicuramente possono creare problemi, è una delle cose che vanno gestite, ma non sono alla base dei grandi problemi che noi stiamo affrontando ogni giorno in tutte le situazioni. Allora, rispondiamo anche a Livio per quanto riguarda le piste ciclabili. Prego Fiorenza. Ma io le piste ciclabili è un argomento che conosco poco, nel senso che vado in bici pure io, mi rendo conto che andare in bicicletta è sempre più pericoloso, spesso le ciclabili sono una cosa bella, quindi un'altra attrattiva turistica. Penso che qua da noi abbiamo l'Alpe Adria, che arrivano moltissime persone dall'Austria, arrivano fino a Grado, e sicuramente è un qualcosa che comunque non mi compete. Certamente andare in bicicletta oggi è molto pericoloso e quindi in alcuni pezzi laddove la ciclabile magari entra in una statale così, mi rendo conto che è veramente pericoloso, e là va trovata una soluzione a livello comunale quando la gestione è comunale, o a livello regionale se la strada è gestita dalla regione. Esatto, anche perché anche le piste ciclabili dovrebbero essere gestite, delle volte non ci passi neppure perché veramente non c'è manutenzione. Allora, chi di sicuro non tornava in bicicletta erano i zattieri, che dopo aver consegnato questo legno tornavano a piedi a casa. Andiamo a vedere Zattieri. Nel caso del fiume Piave erano gli abitanti di Codissago ad occuparsi della costruzione delle zattere, con le quali i tronchi lavorati nelle segherie venivano poi condotti fino alla laguna veneta. Non senza aver prima pagato dazio in vari punti, come a Borgo Piave, a favore del vescovo di Belluno, o al castello di Quero. I luoghi più importanti di approvvigionamento del legname erano la foresta dei maestosi abeti di Somadida, in località San Marco, nel territorio di Auronzo di Cadore, il famoso Bosco d'Areme, rappresentato dalle foreste di Faggio del Cansiglio, e il Bosco di Roveri del Montello. In media ogni anno giungevano a Venezia circa 3.000 zattere. Verso la fine del Settecento, la città poteva contare su una quantità di legname annuale pari a 350.000 tronchi. Lo splendore della Serenissima poggia proprio sull'immenso tesoro, disceso dalle foreste dolomitiche fino alla laguna, lungo le vie dell'acqua. Il documento più antico che testimonia questa attività da parte della gente di Codissago porta la data del 1512 e parla di un certo Alexandre Olivier. Le zattere classiche avevano una lunghezza di 21 metri per 4,20 di larghezza, con un peso di 20 tonnellate.
Erano divise in vari settori secondo le diverse utilità ed oltre al legname trasportavano pietra lavorata, come quella sfornata dalle cave di Castellavazzo e Codissago, o ancora mole di arenaria, carbone, i chiodi della Valle di Zoldo e tant'altro. Costruire le zattere era un'attività ad alta specializzazione, diremmo un'arte, inserita all'interno di un'economia interdipendente. Zattere e zattieri, menadas, boscaioli, segantini, accomunati da una vita davvero dura, strappata alla montagna con straordinaria forza e coraggio. Coraggio che non poteva certo mancare nel condurre le zattere tra rapide, speroni rocciosi, secche ghiaiose ed insidie d'ogni tipo evitate a colpi di remo, senza contare l'imprevedibilità del tempo. Bellissimo anche questo. Sebastiano da Abano, veloce Sebastiano, vai. Sì, buongiorno signor Milena. Buongiorno. Io volevo dire sulla sicurezza anche delle strade e tutto. Guardi, una settimana fa purtroppo a Palermo uno che stava andando, un ragazzo padre di 4 figli, stava andando al lavoro con la propria moto e tutto insieme si è aperta la strada e lui è caduto su dentro il fosso di 47 metri, scusi, è caduto proprio dentro il burrone che si è aperta la strada. Ora io dico, com'è possibile nel 2024 ancora succedono questi incidenti? Com'è possibile le strade che si aprono dei bulloni che vanno la gente 47 centimetri? Ora dico, nel 2024 una città così ancora purtroppo con tanti problemi, noi votiamo a chiunque, destra, giallo, rosso, grigio, blu, ma alla fine non cambia nulla, alla fine questi non fanno nulla per la città. Cioè, ma ci rendiamo conto, io sono dovuto andare via da Palermo perché non si trovava lavoro a Palermo. Ora dico, com'è possibile una città come la Sicilia, bella che c'è sole, mare, sole e tutto, non riusciamo a farci sviluppare questa bellissima regione perché abbiamo 4 politici che non fanno nulla, anzi fanno i propri interessi e non quelli dei cittadini. La ringrazio. Abbiamo sentito anche Sebastiano, allora andiamo da Furlan, abbiamo visto questi zattieri che poi tornavano a piedi, altro che pista ciclabile. Prego Furlan. Eh sì, era un viaggio e questa è tutta un'altra storia e se posso dire un attimo, noi appunto adesso insieme al comune di Sernaglia della Battaglia abbiamo messo in piedi, stiamo completando, speriamo che vada in porto questa opera di segnare tutto il tracciato che i zattieri facevano a piedi, perché erano obbligati ad andare su certi passaggi, avevano delle vie dedicate, dovevano proprio passare in quei posti e comunque se si guarda il passaggio era naturale perché era tutto lungo l'asse del Piave. Anche qui bisognerebbe appunto, anche quando si fanno certe opere, anche le piste ciclabili che adesso noi stiamo aiutando anche a fare meglio, bisognerebbe secondo me quando appunto si costruisce non sempre distruggere le cose vecchie. Secondo me le cose di una volta si possono abbinare a quelle moderne e lasciare sempre delle vie di fuga anche per gli animali. Gli animali, se noi andiamo tante volte all'estero, costruiscono sulle strade delle gallerie dove sopra c'è tutta, ci sono alberi, c'è la fauna dove gli animali possono attraversare la strada. Ecco, questo bisognerebbe imparare anche a fare e convivere con gli animali ci sono, tanti non c'erano, stanno tornando e ben venga, perché non tutti i mali vengono per nuocere. Lo diceva anche il signor Fiorenza, no? Che tanti animali si bilanciano già da soli, ci vuole tempo, però secondo me l'uomo deve avere la lungimiranza di
aiutare e di governare questa natura. Ecco. Grazie Furlan anche a lei per queste parole importanti. Abbiamo visto la natura, la meraviglia, cosa riesce a fare la natura. Avete visto che animali, caprioli, cervi, daini, mufloni, la bellezza della natura, questi rami che si aprono, ma vi rendiamo conto e noi uccidiamo tutto perché danno fastidio, perché sono troppi. Adesso non è solo colpa delle nutrie, dei cinghiali, dei caprioli, dei cervi, dei daini, ma adesso sarà colpa del gatto selvatico e della lince. Andiamo a vedere il servizio. Bellissimo, Tiziano, Fiorenza, bellissimi questi video. Dove eravamo qui, Fiorenza? Allora passeremo continuamente il cerino dando la colpa agli animali meravigliosi che abbiamo la fortuna ancora di vedere e di avere. Prego Fiorenza. Purtroppo dà la colpa a chi non si difende e non si può difendere, no? Con la dialettica è sempre facile. No, in questo caso abbiamo due animali straordinari, sono gli unici due felini autoctoni d'Europa, il gatto selvatico, che dopo anni sta tornando sempre più numeroso nelle foreste del nord-est, e comunque voglio sperare che nessuno dia fastidio a questo animale, insomma, perché non compete con nessuno, sostanzialmente mangia soprattutto topi, roditori e piccoli animali nel bosco, insomma, quindi non dovrebbe dare fastidio a nessuno. La lince invece... Mai dire mai, Fiorenza, meglio che preveniamo qui in Italia, sì, mai dire mai, facciamo prevenzione per carità. Prego Fiorenza. La lince invece è una specie più importante, nel senso che è un animale di grandi dimensioni, supera facilmente i 18-20 kg di peso e si era completamente estinta sull'arco alpino. Negli anni 70, visto il grave errore, si erano accorti che la mancanza della lince era un problema per l'ecosistema alpino, e già la Svizzera per prima, ma poi la ex Jugoslavia insieme alla Svizzera, ma poi anche la Germania e la Francia, intrapresero delle opere di reintroduzione, che ha avuto un certo successo in Svizzera, che ancora oggi ha la popolazione più grande di questi animali. Da noi nel nord-est Italia in questo momento ci sono pareri contrastanti, nel senso che la lince era ben presente fino a qualche anno fa, poi per un problema di deriva genetica sono di nuovo sparite praticamente. Adesso nella foresta di Tarvisio, insieme alla riserva di caccia locale, quindi i cacciatori stanno mettendo le linci, e ai carabinieri forestali, si sta tentando di riportare questo animale perché si vede che è fondamentale per l'ecosistema alpino. Cioè, paradossalmente, anche se molti vedono in questo animale solo un predatore pericoloso, eccetera, che non lo è per l'uomo, sia chiaro, però in realtà è uno degli elementi alla base di un buon ecosistema dove ci sia un equilibrio tra predatori e prede e tutta la foresta in generale, quindi è fondamentale che ci sia. Voglio ricordare appunto che in Slovenia, per esempio, questo animale è stato proprio riportato dalle cosiddette famiglie di caccia, cioè quindi dai cacciatori che vedono che se manca la lince anche la qualità dei caprioli, dei cervi comincia a decadere, quindi la lince è fondamentale per la salute di tutto l'ecosistema. Allora Fiorenza, io la pregherei, se mi fa questo favore, ma se può naturalmente, se riesce a fermarsi dopo la pubblicità ancora 10 minuti, perché ho una persona in studio, anzi ne ho due, ma in particolare una che vorrei far vedere un video e commentarlo con lei e con queste persone che ho. La ringrazio Fiorenza. Allora io direi di chiudere con un altro video dei Zattieri, perciò saluto tantissimo Sergio Furlan,
Castaldo, Fameia, Zatter, Menadas della Piave, che è stato con noi con questi video meravigliosi, e finiremo con questo video, questa prima parte. Come ci saluta Furlan e cosa vuole dire? Prego. Niente, vi saluto. Ecco, io per esempio la lince è un animale che amo. Pagherei per vederlo dal vivo in natura, invece mi metti in contatto con Fiorenza? Sì, per andare a vederlo. Mi metto in contatto. Esatto, va bene. Saluto tutti, vi ringrazio e alla prossima. Buona giornata, vedete l'importanza anche di incontrarsi queste persone che magari non si conoscono. Grazie veramente a Sergio Furlan e a tutta questa grande famiglia, presidente Castaldo, Fameia, Zatter, Menadas della Piave, che è stato con noi con questi video, e chiuderemo proprio con questo video dei Zattieri. Saluti da voi. Non mancano racconti di terribili e fatali incidenti. Nonostante questo, era un'attività che presentava un certo fascino. È proprio in onore di quegli uomini e per non disperdere la memoria della loro storia millenaria che la comunità di Codissago ha ricostituito nel dicembre 1982 la famiglia dei Zatter e Menadas della Piave. Con regole gestionali ben precise, nel rispetto della tradizione storica, la famiglia ha svolto da allora una fervida attività formale e pratica, con iniziative volte al recupero del patrimonio storico, sublimate nella realizzazione del Museo degli Zattieri del Piave a Codissago, o nelle molte rievocazioni, con il presupposto di dover imparare a costruire le zattere proprio come quelle dei padri, con le stesse tecniche materiali e con le quali ridiscendere ancora la Piave, come è avvenuto per secoli fino alla prima parte del Novecento. Negli anni l'attività dell'associazione si è sviluppata, gettando le basi per una ricerca sul trasporto via fiume in diversi luoghi d'Europa e poi ancora nel mondo intero. La famiglia si è resa protagonista di significative esperienze sulle zattere lungo diversi fiumi d'oltre confine, consolidando una fratellanza con le altre associazioni continentali, ognuna delle quali porta in dote la propria tradizione secolare. Orgogliosamente, la famiglia degli Zattieri e Menadas della Piave, assieme ad altre 7 associazioni europee, ha avviato uno statuto internazionale che comprende ad oggi 41 associazioni di tutto il mondo. Oltre ad aver partecipato a tutte le assemblee ed incontri fin dal lontano 1986, la famiglia ha organizzato l'Assemblea internazionale del 2005 e lo straordinario 21° incontro internazionale tra agosto e settembre 2018, che ha visto la partecipazione di 150 zattieri di tutta Europa. I vari gruppi, riuniti nel centro di Longarone, hanno dato vita ad una vivace sfilata conclusasi con la Santa Messa nella chiesa del Michelucci, uno dei monumenti alla memoria della tragedia del Vajont.
e abbiamo degli ospiti incredibilmente felici, grati e soprattutto che non hanno il bavaglio come piace alla Mirella, e parlo del nostro Don Maurizio Dassier, parroco di Miani, Combai, Campea, Premaor, Faro. Grazie Don di essere qui, Don Dassier. Sapete che ho un feeling con questo Don, una cosa veramente che ci appartiene, che è il rispetto della lealtà, della verità e dell'onestà. E saluto anche veramente, sono grata a Veronica Loschi, mamma di Tommaso, affetto da malattia rara. Grazie Veronica di essere qui. Cosa hai portato Veronica? Guardate la Veronica. Guardate la Veronica cosa ha portato. E lei Don cosa mi ha portato? Anche il Don ha portato il regaluccio alla Mirella. Ti ho portato il mio libro. Dai, come si intitola? Vale la pena camminare. Oh, alla Mirella sicuro piace. Grazie Don, veramente poi lo faremo vedere, permesso Veronica. Prego. Bellissimo, guardate quello che fa la Mirella, sempre camminare, sempre dritti. Allora abbiamo collegato anche con noi Tiziano Fiorenza, che è un naturalista e guida naturalistica. E perché Veronica, e perché Don, ho chiesto se Fiorenza rimaneva con noi, perché voglio far vedere il video delle vipere. Il video delle vipere, vediamo il video e poi commentiamo. Le ha portato... Non penso. Hanno già trovato casa. Quello lì con un po' più di difficoltà. Sì, uno dentro l'erba, l'altro dentro l'erba. Che sto facendo? In cui... Allora, Don Dassier, abbiamo visto una vipera. Naturalmente Veronica non è che piaccia molto sta vipera. Però Don Dassier, noi abbiamo tante vipere. Quelli sì sarebbero da eliminare. Sono delle vipere talmente nascoste, sotterranee, che però quando vengono fuori ti fanno tanto di quel male, perché non rispettano l'ambiente, non rispettano la fragilità, non rispettano il prossimo suo, come dice veramente, rispetta il prossimo tuo come te stesso. Di vipere si parla, perché queste sono proprio vipere velenose. Cosa ci dice Don Dassier? Da quando un po' la natura è stata ridotta a oggetto, no? E succede quello che succede, cioè l'uomo sembra che abbia la natura come nemico. E non è solo una idea, è la dimostrazione da come ci si rapporta alla natura, da come si tratta la natura. Quindi io sono convinto, ad esempio, nella comunità Laudato Si, che è nata dopo l'enciclica del Papa, è un gruppo, e io sostengo l'idea che dobbiamo, fra virgolette, risacralizzare la natura. Cosa vuol dire? Vuol dire che la natura è una modalità, è un libro attraverso il quale o l'universo o, per chi crede, Dio ci parla, no? È un segno di questa presenza.
E allora la natura non è mai contro l'uomo. Le vipere non attaccano mai l'uomo se l'uomo non le disturba, se l'uomo non le attacca, mentre nell'altra natura, diciamo dentro la natura umana, dentro la natura istituzionale, ecco, le vipere ci sono e attaccano chi soprattutto? Chi non ha voce, chi non ha potere, e lo attaccano in nome di chissà quale bene comune, ecco, che in realtà non mi pare. D'altronde, guardi, io mi sono fatto questa idea. Più conosco le istituzioni, più comprendo e apprezzo i bordelli. Chi è che sta sorridendo, Fiorenza? Sì. Buongiorno Tiziano, Fiorenza, le presento i miei graditissimi ospiti. Ha capito perché le ho detto si fermi? Prego Fiorenza, cosa dice a questo Don che veramente ce la sta mettendo tutta per far capire i danni che stanno facendo certe persone, certi uomini, certi politicanti, certi dirigenti e anche noi, o anche noi della società a volte che non ascoltiamo chi dovremmo ascoltare e rispettare. Prego Fiorenza. Ma innanzitutto saluto gli ospiti, veramente simpatici, e la ringrazio di avermi lasciato 10 minuti in più. Io cosa posso dire? Posso dire che sottoscrivo appieno quello che ha detto il Don, ok? E non solo, io penso che lui concordi con me, oppure non concorderà, comunque io dico che in 30 anni che mi occupo di questioni ambientali, io ho visto che purtroppo appunto non c'è la volontà, si parlava anche prima, di trovare una soluzione veramente intelligente per tutti, ma nelle istituzioni purtroppo, per fortuna non sempre, ma molto spesso si trovano soltanto escamotage e trucchi per privatizzare il denaro pubblico. Spesso e volentieri si trovano delle scuse, magari anche delle cose vere, tipo appunto una montagna che frana, un fiume, eccetera, ma si danno soluzioni che servono semplicemente per prendere il denaro pubblico, spenderlo e poi non gliene frega niente a nessuno se quell'opera veramente sarà utile oppure no, oppure magari se potrà essere gestita, perché a volte alcune opere si possono fare, ma se poi non vengono gestite nel corso del tempo e quindi si devono avere i fondi per gestire quell'opera, sono più dannose che altro. Quindi io sottoscrivo totalmente quello che ha detto il Don e lo ringrazio. E sulle vipere, se mi permette una battutina, ecco, noi abbiamo visto due specie, la vipera comune e il marasso, in realtà abbiamo un'altra specie che è la vipera al corno. Sono secondo me un semaforo, no? Nel senso che è vero, le vipere non sono mai aggressive, io ne ho manipolate a migliaia, nessuno mai mi ha aggredito, certamente però sono un pericolo, possono essere pericolose soprattutto per i bambini o le persone fragili, ma ci sia una cosa, che quando si va in natura bisogna rispettarla. Quindi se io vado in montagna e metto il casco perché mi possono cadere sassi, devo anche sapere che quando vado nell'ambiente naturale ci possono essere dei pericoli che io da persona intelligente devo conoscere e devo prevenire. Non devo pretendere che questi pericoli scompaiono completamente, perché in realtà questi pericoli fanno parte di un ecosistema fondamentale anche per la nostra esistenza. E di sicuro non si va con le infradito come molti vanno invece, tanto per dirlo, che siccome fra poco si spera venga bel tempo e si faranno queste passeggiate, vi prego di capire quello che dicono gli ospiti perché è molto importante. Allora Fiorenza, lei può rimanere quando vuole, quando decide di andare via. Devo salutare purtroppo. Perfetto, un abbraccio a tutti e vi ringrazio tantissimo. Aspetta Fiorenza, come salutiamo Fiorenza Don Dacier? Beh, bisogna combattere e tenendo conto che il noi viene prima dell'io. Combattendo assieme facciamo dei passi avanti, questo sì. Grazie anche a Tiziano Fiorenza, naturalista e guida naturalistica, per questi video bellissimi che ha portato questa mattina. Ci sentiremo ancora, darò il numero di Forlan Fiorenza, così vi scambierete, ottimo. Ecco, perché mi fa molto piacere anche di questa nuova conoscenza che è venuta stamattina. Grazie. Salve. Allora Veronica Loschi, vipere, però persone che ce la stanno mettendo tutta. Il Don, il suo motto è sempre combattere, appunto questo libro bellissimo, vale la pena camminare. Penso che Veronica per te sia fondamentale questo cammino, per questo meraviglioso
figlio, quella natura che ha creato la gravidanza, che ha creato la mamma, che poi genera questo figlio, questo grembo materno, e che cerca di dare il massimo e fare di tutto per cercare che questa creatura che nasce abbia soprattutto sia sana, ecco, sia sana. Purtroppo delle volte questo non avviene, succede, ecco. sì. La natura delle volte gioca dei scherzetti anche di sicuro molto complicati poi da percorrere. Ecco, intanto salutiamo anche Tommaso, sì. soprattutto. Allora, cosa vuoi dire? Le vipere, perché anche tu ne avrai incontrato di vipere che invece di aiutarti magari, a parte quelle che veramente, però qualcuna sono sicura che l'hai incontrato nonostante le tue difficoltà, la tua voglia di combattere, che delle volte sei sentita veramente demoralizzata, magari anche umiliata a volte per non riuscire a far capire l'importanza invece della ricerca sulle malattie rare. Prego. Sì, è successo dopo la pubblicazione del libro per bambini Unico l'unicorno, che tanti, non tante, non esageriamo adesso, un po' di persone mi abbiano commentato dicendo: stai lucrando sulla malattia di tuo figlio. Ecco qua. Adesso, lucrando. Allora, intanto è andato tutto in beneficenza, ogni centesimo, perché è nato per beneficenza e per stimolare anche le persone a capire che ci sono tante realtà, e questa era una di quelle, cioè che esiste la donazione di organi e tutti noi possiamo fare qualcosa. E sinceramente a queste persone non ho mai risposto, perché non si commentano da sole, sinceramente. E io so di aver fatto le cose giuste e di aver aiutato mio figlio a capire cosa gli è successo attraverso questa fiaba, e l'ho aiutato anche a relazionarsi con gli altri bambini per fare capire perché lui aveva questa cicatrice, perché lui doveva prendere queste medicine, e quindi a me interessava appunto aver aiutato lui e gli altri bambini e anche i genitori di questi bambini. Allora, Veronica, io questa settimana ho avuto delle eccellenze universitarie, proprio perché abbiamo parlato di donazioni, perciò chirurghi, ieri avevamo un immunologo sui trapianti, e alla mia domanda, e poi vorrei anche sentire il Don cosa ne pensa, di portare i ragazzi all'interno degli ospedali a vedere cosa accade, visto che questi ragazzi stanno lanciando dei messaggi molto importanti, vogliono emozioni forti, perfetto. Allora invece di lasciarli davanti a internet, li portiamo all'interno degli ospedali, non magari proprio all'interno delle sale operatorie, ma magari dove ci sono queste grandi stanze dove fanno questi convegni, e metterli a confronto con le realtà del trapiantato, del chirurgo che spiega. E lui è stato molto favorevole, avevamo anche l'ANFAS, la presidente dell'ANFAS veneta, per cercare non solo, che lui dice, puntare molto sulle scuole, informare da bambino cos'è la donazione degli organi, cos'è la donazione del sangue, perché è da bambino che tu cresci culturalmente. Tu non puoi imparare la donazione perché ti capita qualcosa o decidi di farla o non farla, ma è la cultura che manca, che non ce l'abbiamo. Per questo stiamo facendo fatica, perché culturalmente non siamo stati portati a capire cos'è la donazione. Cosa ne pensi, Veronica? Poi sentiamo il Don. È vero, e infatti Avis ha iniziato ad andare anche nelle scuole materne e lo trovo importantissimo, perché non è tanto per dire andate a donare il sangue, donate gli organi, è proprio per fare capire che esistono anche gli altri al di fuori di sé. E un bambino che è in piena fase del sé, sapere che esistono anche gli altri è importantissimo per la crescita. Quindi se si inizia da piccoli si cresce con questa mentalità. In Germania a 18 anni, categorico, tutti si iscrivono donazione di organi, donazione di sangue e per il midollo osseo. In Italia facciamo tanta fatica con i ragazzi. Senti Veronica, raccontiamo anche la storia di Tommaso per chi non ti conoscesse. Cosa è successo nella tua vita? È nato Tommaso?
È nato Tommaso dopo vari tentativi e purtroppo dopo 5 giorni di lampada per ittero alto, la patologia neonatale di Treviso, che ringrazio sempre, hanno intuito che c'era qualcosa di più importante sotto. E quando aveva 51 giorni ha subito una prima operazione perché aveva l'atresia delle vie biliari, cioè la bile non fluiva in modo adeguato e quindi rischiava un'epatite. Abbiamo fatto appunto questo primo intervento a 51 giorni all'ospedale di Bergamo, che anche lì ringrazio un sacco, e dopo 8 mesi purtroppo l'operazione non è bastata e è entrato in lista a fine aprile, lista trapianti, per essere chiamato poi a luglio. E fortunatamente a luglio è arrivato appunto questo organo che è stato diviso in 2 bambini, perché il fegato è un organo fantastico perché si rigenera, esatto, grazie. E niente, adesso viviamo con la speranza che questo organo si affezioni a Tommaso, però sempre con l'adrenalina alta, perché purtroppo questo non si sa, ad esempio, purtroppo nonostante i farmaci antirigetto può succedere in qualsiasi momento che appunto il corpo rigetta questo fegato e quindi si debba andare ad un ulteriore trapianto. Ma noi siamo ottimisti, Veronica. Ma noi siamo ottimisti, Veronica. Nati ottimisti. Senti, Veronica, quanto è importante la fede nel momento che tuo figlio è dentro questa sala operatoria, che non sai come andrà, perché bisogna aggrapparsi a qualcosa di importante, qualcosa che ti dia la speranza che tutto andrà bene. Ecco, cosa vuoi dire? Non me lo voglia Aldona. Io non sono mai stata molto credente, devo essere sincera, però ho sempre invidiato molto le persone credenti, perché credo che appunto avere l'idea che ci sia qualcuno che può aiutarti nel momento del bisogno ti aiuta molto. E devo essere sincera, quando era ricoverato all'ospedale di Bergamo, un giorno io ho sbagliato piano, lui era al secondo, sono andata al quarto. Sono entrata nel reparto e c'era l'oncologia pediatrica e lì non ce l'ho fatta e mi sono ritrovata proprio a non capire come comportarmi con la presenza di Dio o di chi c'è, e da una parte ero arrabbiata, devo essere sincera, perché ho detto perché prendersela con dei bambini. Poi dall'altra parte ho pensato, se questi bambini sono qui, avrà un altro scopo, un altro messaggio da mandare. Ma in quel momento allora tu parlavi con qualcuno? Sì, sono arrivata a parlare. Quando aspettavamo l'organo, sono arrivata a pregare le persone a me care che non c'erano più e a chiunque ci sia in alto di aiutarci, di mettere una mano, di aiutarci in questa ricerca, di mettere una mano, appoggiare una mano al cuore alle persone che hanno perso qualcuno e hanno avuto la forza di pensare ad altri, perché è un gesto d'amore incredibile. Alla fine sei arrivata ad avere anche fede, speranza che questo avvenga. Don, come commentiamo le parole di Veronica? In un momento così tremendo, difficile, non ci credevo, però alla fine mi sono confrontata anch'io perché qualcuno mi ascoltasse. Prego, Don. Guardi, non esiste la fede astratta, esiste la fede delle persone e ogni persona ha la fede che ha partendo dalla vita che ha, dalle situazioni che ha. Quindi io sono molto scettico e talvolta mi irrito quando sento parlare di una fede che è disancorata dalla vita, no? Ecco, da una fede che è disancorata dalle persone, dalle situazioni delle persone, per cui dentro le situazioni della vita, dentro le situazioni delle persone, ecco, ognuno fa il suo cammino. Ecco perché vale la pena camminare, ecco.
Poi l'altra cosa, quando chiedono ma tu credi in Dio? Allora io dico, non so, bisogna anche capire cosa significa la parola Dio, però io dico questo, ho questa idea. Dio ha le mie mani per fare il bene, Dio ha il mio cuore per amare, Dio ha i miei occhi per vedere le ingiustizie, Dio ha la mia bocca per denunciare le ingiustizie e annunciare il suo messaggio di amore. Il resto lo lascio là, altrimenti ci si addentra in discorsi così astratti, così slegati dalla vita, no? Poi questi bambini hanno un messaggio, io sono convinto che ogni persona ha un messaggio, no? Ecco perché ad esempio noi spesso siamo portati a identificare la vita con quello che possediamo, con quello che crediamo, con quello che sappiamo, con quello che abbiamo, e in realtà la vita è qualcosa che va sempre al di là, no? E ci manda questi messaggi. Allora, io sono entrato una volta in un reparto oncologico di un grande ospedale e sono scappato via piangendo. Cioè, non riesco a reggere la sofferenza dei bambini, la sofferenza, ecco, dei ragazzi, dei giovani, cioè non riesco a reggere la sofferenza di chi è all'inizio della vita, no? Però, vede, quando molte mani si mettono assieme per fare del bene, quando molti cuori si mettono assieme per guardare con tenerezza alla vita, quando molti occhi si mettono assieme per guardare a ciò che c'è ingiusto attorno a noi, allora noi abbiamo assieme che cosa? Un noi. Ebbene, io sono convintissimo che Dio si esprime attraverso questo noi, che non è né clericale, né istituzionale, né religioso, è un noi umano. Sa, Don, come la penso, lei mi conosce ormai da un po' di tempo, che Dio si esprima con quello che ha detto lei tramite le fragilità. Io sono convinta di questo. Lui ti mette di fronte la fragilità a 360 gradi. Tu non sai quando le incontri, tu non sai che fragilità devi confrontarti, però lui ti mette di fronte ed è in quel momento che tu decidi di ascoltare, di vedere con quali orecchie, con quali occhi, con quale cuore. È là che Dio ti mette alla prova, quando hai la fragilità. Io sono convinta di questo, perché la fragilità non appare sempre col dolore. Delle volte ti appare con un sorriso, con un abbraccio, e questo ti fa molto pensare. Ma come? Questa persona che ha diversi problemi mi sorride e mi abbraccia. Io ho tutto, sono triste, arrabbiato, non so neanche perché, però sono questo. E in quel momento Dio ti sta guardando e tramite questa fragilità lui capisce l'uomo che ha creato. Cosa dici, Veronica? Io ho questa sensazione ogni volta che ho la fragilità e dico, oh Dio, lo dico proprio, oh Dio, eccolo qua. Perché devo confrontarmi e sono con le spalle al muro. Perché loro sono talmente importanti e grandi nel loro essere che io mi sento proprio un niente. Veronica, cosa dici? Forse il fatto di aver visto che si può perdere qualcosa ti fa capire quanto importante sia quella cosa, nel caso della salute, quindi ti ritrovi a sorridere perché ce l'hai fatta, cioè come se fossi un guerriero, sei riuscito a sconfiggere tutto e quindi hai capito che è quella la cosa importante, non è come diceva il Don quello che possiedi o appunto quello che hai, ma è quello che sei riuscito a tirare fuori in un momento difficile e quello che riesci a dare agli altri dopo aver attraversato un momento difficile, cioè non tenerlo per te, ma
dirlo agli altri, fare capire che ci sono cose che sono molto più importanti di altre. Io ho avuto un'altra mamma poco tempo fa, Maela, anche lei con una situazione di questo ragazzo che ha subito un trapianto molto importante con la leucemia, e lei ha detto una cosa importantissima. Io nel momento che sono entrata con mio figlio in ospedale, io non entravo in ospedale, io entravo in una stanza, la stanza doveva essere allegra, noi abbiamo sempre ballato, abbiamo sempre giocato. Mio figlio mi diceva: mamma, non sono ammalato, sto facendo un percorso, facciamo un percorso assieme. E l'ospedale non era l'ospedale, era la mia camera, era la cameretta di mio figlio. E questo mi ha aiutato moltissimo a dare forza a questo ragazzo che non capiva di essere ammalato. Per lui era una cosa normale, sto facendo un percorso, mamma, ma alla fine uscirò. Sì. Ed è uscito. E in quel momento, quando Maella parlava e raccontava questa storia, con di fronte Don, anzi vorrei vedere se Italo riesce a trovare quel video stupendo del coraggio di questa donna di togliersi il fazzoletto. Vediamo se Italo, mi senti dalla regia? Lo trova, che parlava a questa donna che avevamo, malata oncologica, Don, molto dimessa perché sta facendo un percorso, anzi la salutiamo Don, è Ombretta, Veronica, salutiamo Ombretta. Buongiorno. Che sicuramente ci sta guardando. E c'erano queste due fragilità al confronto, ma nel stesso tempo in quel momento io sono convinta che c'era qualcuno che guardava e che dava loro questa forza di reagire nonostante tutto e nonostante tutti. Andiamo a vedere il video. Sì, allora aspettiamo che lo troviamo. Ecco, questa forza della natura che nel momento della tua debolezza ti rende ancora più forte. E c'è qualcosa, Don, perché non possiamo negarlo. Come mai questa mamma con un figlio gravemente ammalato che sta cercando di combattere, che trova la forza di reagire in positivo, di dare forza a questo figlio e lui dare forza alla mamma: mamma, ce la faremo, stiamo solo facendo un percorso, io non sono ammalato, sto facendo solo un percorso. Un bambino di 8-10 anni che dice questo alla mamma e la mamma lo guarda. Io sono convinta che quella mamma in quel momento si sentiva Dio, perché aveva una forza Don, da lasciare senza parole. Cosa dice Don? Allora, noi siamo abituati purtroppo a dire che Dio è onnipotente, Dio è onnisciente, Dio è qua e Dio è là, e personalmente non ci credo a tutte queste etichette, no? Perché l'esempio di questo Dio è l'enorme fragilità di Gesù di Nazareth. Ecco, e quest'uomo ha incontrato sempre la fragilità delle persone, chiamiamole indemoniate, cioè psichicamente malate, chiamiamole sofferenti, chiamiamole portatrici di handicap, ha incontrato sempre la fragilità, non ha mai condannato nessuno e ha dato speranza, no? L'altro aspetto è questo, cioè che noi continuiamo a cercare un Dio chissà dove, come fosse un UFO che ogni tanto parla, eccetera, no? E io mi rifaccio a un'affermazione di Agostino, che lui dice: non uscire fuori di te, torna in te stesso, perché dentro di te abita la tua verità. Questa verità è la forza di Dio, questa verità, l'amore non è altro che la presenza di Dio dentro le persone. Non è un vecchio che sta seduto sul trono con la barba bianca, meglio della mia, e là che aspetta essere invocato. Cioè, lo si trova nei solchi difficili della vita. Allora dice: ma Dio non mi fa nessun miracolo. Non ti fa nessun miracolo? Ma scusa, la forza che tu hai di affrontare queste situazioni, il coraggio che tu hai, te lo sei inventato, ti sei fatto una pera per trovarlo? E beh, ma è roba mia. Ecco qua, non è roba tua, è qualcosa che tu hai, ma lo trovi come un dono. Questa è la presenza di Dio. Il resto è propaganda religiosa. Però Don, questo Dio le ha pensate proprio bene, perché ha messo anche la Madonna. Sì. Questa figura femminile
con una forza incredibile, la forza che hanno le mamme, tutte le mamme, se non quasi tutte, direi il 99,9%, di superare le situazioni più difficili, di rimboccarsi le maniche, questa donna che nonostante anche una malattia, nonostante tutto, cerca di reagire. Quello che lo fa meno la figura maschile, lo fa più la figura femminile. Questa donna che non si ferma di fronte a niente e di fronte a nessuno, specialmente se c'è un pericolo per i suoi figli, per la sua famiglia. Cosa dici, Veronica? Questa Madonna, che siete voi, queste mamme meravigliose, che io ho conosciuto anche, anzi che saluto tutte le mamme delle associazioni che abbracciano le associazioni, questo gruppo, tutte le mamme da nord a sud, le mamme No PFAS che sono state ricevute anche dal Papa a Verona, questa mamma che ha parlato a nome di tutte mamme che stanno battendo per il bene della comunità, non solo dei loro figli, per tutti noi. Cosa vuoi dire, Veronica? Sì, la mamma è una figura importante e come diceva il Don, quando ti ritrovi appunto a dover aiutare tuo figlio, arriva una spinta che non sai da dove arriva, a pensarci, perché tanti dicono non so come tu abbia fatto. Beh, se me lo avessero chiesto probabilmente anch'io non saprei, però in quei momenti ti arriva questa spinta in cui senti che ti dice devi essere positivo, devi aiutare col sorriso tuo figlio, non puoi caricarlo di pesi perché è già in un momento difficile lui, e quindi hai appunto questa spinta che ti fa capire il tuo ruolo, quanto sia importante, perché stai crescendo un piccolo uomo, quindi un giorno quell'uomo camminerà senza di te e tu gli avrai dato le radici per poter camminare, quindi sì, mi ritrovo nelle parole. Sì. Abbiamo Adriana da Crocetta. Ciao Adriana. Ciao a tutti, ciao Mirella. Ciao. Io mi sto chiedendo, Dio esiste? Dio esiste? No, cioè anch'io penso che esista Dio, però non è equo, nel senso che ci sono famiglie che stanno bene per fortuna e nelle famiglie hanno magari 3 persone che hanno 2 malati oncologici e poi altre cose. Allora dico io, dovrebbe essere più equo nelle cose. Cioè io ci credo, ma quando mi trovo di fronte a queste cose qua mi viene un po' un dubbio. Grazie Adriana della telefonata, che risponderà di sicuro il Don. Devo correre perché devo mandare anche questo video che deve far riflettere molti di noi. Ecco, questa forza che all'improvviso ti arriva, è arrivata anche a me, Don, te lo dico, però non so neanche chi me l'ha data quel giorno, ma è venuta poi è stata una cosa improvvisa. Andiamo a vedere il video. Eccola qua. Spiegaci, perché io faccio fatica, se sto male e questa parte del corpo, ecco, è senza capelli, ma come tu hai detto, io sono ombretta, sono io, non è cambiato niente. Perché ti metti il fazzoletto? Ombretta, perché ti metti il fazzoletto? Meno male che ti faccio sorridere. Vai, ombretta, cara. Sai Mirella, è stata forse la cosa peggiore è stato quando ho perso i capelli al 3° ciclo di chemio, quindi a febbraio. Lì proprio, sai, quando vengono via gli spazzoli, vengono via a ciocche praticamente, no? Che è una cosa che tu senti raccontare dalle altre tue compagne di stanza in reparto, da altre persone, però poi viverla è... E siccome io sono sempre andata molto orgogliosa dei miei capelli, mi sono sempre piaciuti tanto, e lì è stata una cosa che per me è stato un po' un trauma, e forse hai ragione, io uso la cuffietta, in realtà i capelli sotto ci sono anche perché stanno crescendo, perché poi basta finire le chemie, i capelli crescono, solo che c'è ancora un po' di remore da parte mia a mostrare questa peluria nuova che sta crescendo, che poi io la vedo anche come una ripartenza, perché sono nuovi. E perché li soffochi? Scusa, sai, loro vogliono ricrescere e tu li soffochi. Ti levi sto cavolo di fazzoletto che hai in testa? Ecco. Oh là, guarda che ho
ragione io, che bella che sei. Beh sì. Ombretta, guarda che bella che sei. Ti ho fatto piangere, sono contenta, Ecco. Ti ho emozionato, vero Maella, che siamo riusciti a togliere. Guarda, sei emozionata anche sì. Maella. E anche, guarda, ti abbiamo emozionato tutti. Non metterti più il fazzoletto da oggi. Ombretta, promettemelo. Va bene. Oh, sei Anche perché- guarda, ma guarda, no che voglio farti un sbaglio, Maella. Non voglio farti un complimento, ma sei più bella, sei tu. Ombretta, sei tu. Grazie. Prego, Maella. Allora, subito dopo, Don, e lo dico anche a Veronica, Ombretta mi ha mandato un messaggio e mi ha detto: ti ringrazio per l'energia che sei riuscita a tirare fuori dentro di me, che io non riuscivo a capire, a tirarla fuori. Qualcuno può dire che Mirella ha fatto un gesto inopportuno, io non l'ho obbligata comunque, io ho solo detto quello che in quel momento mi sentivo di dire, mi è venuto talmente spontaneo, Don, e lo posso assicurare, l'ho fatto come sono io. Lei non era obbligata, però dopo il messaggio successivo mi ha fatto molto pensare. Ecco, questa energia che lei ha sentito, che aveva dentro di sé e che non riusciva a tirare fuori. Prego, Don. Prima dicevate come mai la donna così rispetto all'uomo e noi maschi siamo più fragili. No, io sono convinto che siamo molto più fragili, non perché siamo maschi, ma perché noi non portiamo dentro 9 mesi un figlio o una figlia. È tutto qua, no? E allora quando penso una donna incomincia a sentire che dentro di sé pulsa la vita, e la vita è sinonimo di Dio, e allora pulsa anche una forza sempre più forte, no? Di difendere, di amare quella vita. Io credo che a questo dobbiamo un po' rifarci e lasciar perdere quella immagine demoniaca, forse, che talvolta è stata trasmessa di Dio, no? Per cui lui fa questo, lui fa quest'altro, lui castiga e via dicendo, no? No. Poi anche qua non bisogna essere fondamentalisti credenti, bisogna lasciare sempre lo spazio all'incertezza e al dubbio per poter camminare e cercare e capire. Ma è la vita che ti fa capire qualcosa. D'altronde è attraverso, per i cristiani, attraverso Gesù che noi capiamo qualcosa di questo Dio, ma non è importante capirlo, non è neanche importante crederlo, è importante, credo, amare la vita, no? Aver cura della vita, aver passione per la vita. Io ai ragazzini quando li incontro, o in chiesa fuori, dico, ah sì, loro dicono, diciamo una preghiera alla Madonna. Ragazzini, quando andate a casa date un bacio al pancione di vostra mamma, perché quello è un luogo sacro. Bellissimo. Veronica, hai sentito il Don come parla? Hai visto sì. chi ti ho messo a fianco questa mattina? Sì. Ecco, cosa vuoi dire? Anche questo gesto che abbiamo visto, questa mamma in studio che capisce l'importanza di confrontarsi con Ombretta perché lei ha vissuto la malattia di suo figlio, ha vissuto questo importante, diciamo, proprio appagamento nella malattia. Ecco, erano appagati, anche se erano ammalati, in 2 hanno fatto scudo e ce l'hanno fatta, il ragazzo è uscito, gioca a rugby. Bene. La mamma è felice, adesso faranno un torneo qui a giugno che invito, Don, dobbiamo andarci, e anche Veronica, dobbiamo tenerci libere per sostenere questa mamma, questo papà, questo ragazzino che diceva alla mamma: sto facendo un semplice percorso mamma, andiamo e vai. Capite l'importanza di non sentirsi soli. Ecco qua dove volevo arrivare. Ecco, io sono convinta che dobbiamo stare più vicino alle ombrette, dobbiamo stare vicino più alle maelle, a questi genitori, a queste mamme, a queste famiglie, non girarci dall'altra parte quando li incontriamo per strada per paura di affrontare l'argomento, invece loro hanno piacere di essere salutate, di essere anche fermate, e siamo noi che abbiamo paura, perché la malattia fa paura. Quando noi vediamo, ho detto, e vorrei sentire anche Veronica, vediamo una testa completamente calva di una donna, più di una donna, di un uomo, una donna. Se questa donna ha i tatuaggi,
vediamo la testa pelata in maniera diversa, non la vediamo, non ce ne frega. Se vediamo una testa pelata su una donna vestita di qualsiasi età, vediamo già la malattia. Senza neanche sapere, noi incontriamo la malattia. E in quel momento, se tu ce l'hai di fronte, tu la guardi in maniera che fa rabbrividire questa donna, perché questa donna si sente giudicata e osservata e non si sente accolta. Questo penso. Veronica. Si sente molto più fragile, quando magari invece potremmo aiutarla, come hai fatto tu, dicendo appunto di togliersi il fazzoletto dalla testa, aiutarla a trovare anche magari una forza che non pensa di avere, quindi dare una spinta per innalzare, non una spinta per abbassare l'autostima. Quindi si fa fatica. Allora, diciamo che l'empatia non è una cosa che si insegna, è una cosa che hai e che si può aiutare a stimolare, insomma, negli altri l'empatia. Però mi rendo conto che per alcune persone è difficile affrontare una persona che ha una malattia o ha un disagio fisico, perché magari non con la cattiveria di un giudizio, perché non c'è da giudicare, però magari si ha paura di dire la cosa sbagliata o appunto proprio di non dire le cose giuste. Però anche una parola a persone che in quel momento stanno male aiuta, anche se per te è una parola sbagliata, è comunque un dare importanza a quella persona, quindi dire ti vedo. Don come commenta questo gesto, queste parole, ma soprattutto questa paura, che non è la paura di confrontarsi con noi stessi allo specchio, è la paura di uscire con la testa pelata perché ti giudicheranno. Non guarderanno la persona, guarderanno la tua testa pelata e questo ti fa sì che ti metti il fazzoletto, ti copri. Ti copri invece una parte del corpo che quando nasciamo siamo pelati tutti. Perché Dio ci ha creato pelati, non ci ha creato coi capelli. Uomini, donne, facciamo anche fatica delle volte a capire chi è la femminuccia e chi è il maschietto, perché siamo tutti uguali, tutti pelati. Eppure poi, ecco qua, ci vestiamo, copriamo, guai a far vedere il seno, guai a far vedere certe cose, è proprio una cosa incredibile. Ecco, questi tabù, cresciamo continuamente con questi tabù. Copriamo veramente delle parti naturali, che sono naturali, perché non le accettiamo più di come sono diventate. Prego, sono nate così, sono diventate così, però non le accettiamo più. Prego, Don. Io penso che la cultura, anche oggi ma anche in passato, ci propone un'immagine dell'uomo e della donna che non è naturale, cioè forte, perfetta, senza macchie, senza problemi, cioè che non esiste, e noi rincorriamo questa immagine dell'uomo e della donna che non esiste, o meglio esiste per chi poi su questa immagine ci fa il business. E allora no? Mentre l'immagine più semplice, ecco, dell'uomo e della donna ci viene proprio, anche se molti dicono che è soltanto una grande fiaba, non importa, da quell'immagine simbolica di Adamo ed Eva. Erano nudi, non si vergognavano. Perché vergognarsi della propria umanità? Io non dico che dobbiamo andare fuori per le strade nudi, però accettare la realtà della nostra condizione umana, che è segnata anche dalla fragilità, che è segnata anche da queste cose. Però noi abbiamo paura perché inseguiamo, no, questi modelli di perfezione che non esistono, che sono tutte balle. Ecco. E poi un'altra cosa che volevo dire: preparando i ragazzi dovremmo portarli nei luoghi, in 3 luoghi, ma forse là dove si lavora, così i ragazzi capiscono cosa fa il papà e la mamma per loro, là dove si soffre, negli ospedali e via dicendo, per vedere che la vita è anche quella, non è quella che li trasmettono, no, che i poteri forti trasmettono, quella è falsa, è falsificazione. Logicamente preparandoli, perché non si va su uno zoo, no? E poi io renderei obbligatoria la donazione del sangue, perché è il gesto più grande di umanità, no? Da me si dice, quando io celebro l'Eucarestia, il sangue è versato per voi e per tutti, cioè è
il dono del sangue è per un ebreo il dono della vita e il massimo dell'amore. Più chiaro di così? In effetti ho fatto questa proposta proprio a questo professore, a questo immunologo di trapianti, di portare i ragazzi negli ospedali, di portarli a toccare con mano quella che è la sofferenza, non di portarli in sala operatoria, ho detto, ma dove ci sono queste stanze enormi dove fanno questi convegni, perché già entrare nell'ospedale tu non vedi più la realtà che vedevi fuori per la strada, tu vedi un'altra realtà, vedi la sofferenza, vedi il dolore, vedi tante cose e già come entri non sei più nella strada, sei nell'ospedale. Siccome loro vogliono emozioni forti, allora facciamoli provare le emozioni forti. Qualcuno dice, ma meglio andare a scuola. No, andiamo anche a scuola, per carità. Portiamo le nostre, i nostri vissuti nelle scuole, ma portiamo anche loro negli ospedali, nella sofferenza, a capire con mano. Farò la proposta anche ai direttori generali, perché io sono convinta, visto che loro chiedono messaggi forti e vanno da soli a cercarli, si fanno male, allora noi facciamo male facendoli ritoccare, vediamo come reagiranno, nel bene e nel male, ma vogliamo vedere la reazione. Allora Veronica, come ci saluti? Perché ormai è finita l'ora. Niente, io ti ringrazio per avermi invitato nuovamente. Il mio saluto è un invito appunto a donare il sangue, perché adesso abbiamo il cambio generazionale, quindi abbiamo bisogno dei giovani. E anche di dire sì alla donazione di organi, infatti anche Tommaso ci teneva a dirlo. E niente, pensate sempre anche agli altri, non solo a voi stessi. Non so. Ascolta, ma alla politica, i nuovi politici che arriveranno, che andranno anche in Europa dove ci sono montagne di soldi, cosa vorresti dire? Sveglia. Sveglia, direi proprio sveglia, di guardarsi intorno e di capire che ci sono tante persone che hanno bisogno della loro voce, perché magari la loro non funziona, la loro è troppo debole. E questo dovrebbe fare un politico, ascoltare e parlare per. E investire nella ricerca. E investire nella ricerca. Assolutamente e nelle sì. malattie rare soprattutto, che ce ne sono tante, sono poche, ma sono tante. E allora deve occuparsi anche di questo. L'ultima telefonata per questa seconda parte, Rinaldo, veloce. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Purtroppo non ci accorgiamo del male, il male non lo capiamo finché non lo abbiamo in casa, perché tutto quello che non vediamo, che non vediamo, non interessa, non per egoismo, perché non ne tocca. Bisogneria, come ti ho detto ancora, invece di andare in ferie alle Bahamas, chi vanno una settimana in ospedale, diventeremo tutti più buoni, dagli ospedali dove ci disputai mai, dove ci gli anziani, e diventeremo tutti buoni, impareremo tante di che robe. Alla mia nonna si è morta 100 anni, e in fondo alle morte è mamma solo mamma, mamma, cosa vuol dire? Che parlavi di mamma, e a mamma di roba, quello che ti ha fatto, il papà non c'entra. E a mamma Oddio, c'entra che il papà, di la verità, ma se sei papà, mamma, ma insomma. Il papà non serve. Grazie Rinaldo, devo chiudere perché devo andare in pubblicità. Grazie. A chi che ormai, ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Grazie caro Rinaldo, grazie, andiamo in pubblicità. Io devo ringraziare anche il presidente Ippodromi Nord-Est, Stefano Bovio, e vorrei che desse un saluto perché è merito suo anche se riusciamo a entrare in questo bellissimo, ma veramente bellissimo mondo dell'ippica, ma non solo, con questi spazi aperti a qualsiasi cosa. Perciò io ringrazio veramente il dottor Bovio della sua... Ringrazio io tutti i presenti, mi fa molto piacere soprattutto che abbiamo potuto abbinare un po' della nostra attività, anche se oggi è l'ultima del periodo, la chiusura della stagione di primavera, poi ne riparleremo a settembre, ma spero che abbiate potuto gustarvi qualche corsa. Io sono molto contento di avervi qui ospiti, auguro a tutti... L'ho detto chiaro e tondo, l'ho detto.
Allora saluto veramente il dottor Stefano Bovio che è qui con noi, Presidente Ippodromi Nord-Est. Buongiorno Presidente Bovio, grazie di essere qui e grazie anche per questo spazio che è riservato alle associazioni, abbracciano le associazioni, molto importante per noi perché abbiamo la possibilità di parlare, di confrontarci. Abbiamo fatto appunto Sport e Benessere mercoledì 22 con tanti ospiti illustri, tanti problemi, tanti campioni e tante fragilità. Saluto anche il dottor Giovanni Leoni da Padova, segretario regionale Veneto CIMO, Confederazione Italiana Medici Ospedalieri. Grazie anche a lei, dottor Leoni, di essere qui con noi. Mirella. Veramente grazie. È rimasto con noi anche il Don Maurizio Dassier, perché poi commenteremo un video che vedremo di una fragilità enorme di una famiglia. Allora, dottor Bovio, intanto grazie, ecco, Ippodromi Nord-Est che non si apre solo all'ippica, al trotto, al galoppo, questi spazi che vengono aperti alla comunità. Ecco, si organizza concerti, eventi, si organizza di tutto e di più per far capire l'importanza, ecco, di non più uno spazio come un'elite, ma uno spazio alla società. Prego, Presidente. Buongiorno Mirella, grazie di avermi ospitato. Sì, beh, hai detto tu, è questo un po' il criterio. Effettivamente le circa 40 giornate di corse che abbiamo fra trotto e galoppo sì, sono l'attività principale, però non riempiono totalmente di attività questo bellissimo parco che noi cerchiamo di mettere a disposizione per chi ha iniziative valide come le tue e altre persone che ce le chiedono per finalità, qualcuno ludica, qualcuna più di tipo di convegni e queste attività che stai organizzando. Noi siamo ben disponibili, ecco, quindi per qualunque esigenza ci siamo, spazi coperti, spazi chiusi, tanto spazio all'aperto, parcheggi, servizi, tutto quello che occorre. Dobbiamo farlo vivere 365 giorni all'anno, quello è il punto di arrivo che ci siamo posti. Grazie dottor Bovio per queste parole e sempre grazie per questa opportunità. Dottor Leoni, il dottor Bovio ha detto dobbiamo far vivere a 365 giorni l'anno questo ippodromo. Voi state cercando di far vivere questi ospedali nel bene e nel male 365 giorni all'anno, dando risposte alle persone. Queste persone che in quel momento con le loro patologie diventano fragilità. Eppure io le posso assicurare, dottor Leoni, che sto cercando di aiutare una persona malata oncologica che ha chiamato in questa trasmissione dicendo dove doveva fare questa visita programmata ormai da un anno, malata oncologica. Dopo un anno gli hanno cancellato la visita senza nessuna risposta. Non ha risposte da nessuno, nessuno gli dice perché è stata cancellata. Stiamo parlando di un malato oncologico e questo non è possibile. Io capisco che tu puoi anche annullare la visita, ma tu devi spiegare anche il perché. Tu non puoi annullare e non dire niente. Ma cosa sta succedendo, dottor Leoni? Prego. Buongiorno a voi. Allora, io spero che quello citato sia un caso limite, sono personalmente a disposizione per risolverlo, se serve, per quelle che sono le mie possibilità. Grazie. Naturalmente sono visite di controllo oncologico e quindi sono visite che per definizione dovrebbero essere programmate, perché uno quando viene ai controlli viene essenzialmente a mostrare gli esami che possono essere markers oncologici, radiografie, TAC, endoscopie, quello che serve per monitorizzare praticamente la sua evoluzione nel tempo. Ed si chiama follow up, cioè controllo a distanza, un'analisi sistematica che perdura 5, anche 10 anni per la gente che ha avuto per esempio un intervento per tumore. Quindi è una cosa che è programmata ma che deve essere fatta, anche perché da questi esami si può agire su una recidiva nel minor tempo possibile. Ciò detto, ascoltavo prima la trasmissione in cui si evidenziava l'ingresso in ospedale come in un mondo a parte.
è assolutamente vero, è un mondo che è intriso di sofferenza, in cui ci sceglie di andare, e in particolare in certi reparti che sono anche molto pesanti dal punto di vista psicologico per gli operatori che ci lavorano, in particolare per quelli oncologici, ma anche per quelli che sono connaturati soprattutto con l'urgenza ed emergenza. In ospedale sono per definizione i casi clinici più rari e quelli anche più pesanti da gestire. Ed è per questo che è nato il Servizio Sanitario Nazionale, per dare un'assistenza equa e solidale a tutti quanti i cittadini italiani, con un enorme sforzo che ha fatto la nostra conterranea Tina Anselmi ormai più di 45 anni fa. Su questa riflessione volevo fare anche un commento su quello che si investe il Sistema Sanitario Nazionale, perché è un indice di civiltà per quanto riguarda anche la spesa che viene dedicata. Allora, è indiscutibile che siano aumentate le risorse per quanto riguarda il limite, diciamo, come volume di miliardi che vengono dati. È anche vero che in proporzione al PIL noi siamo al più basso livello per quanto riguarda l'Europa, sotto la media UE. Quindi i numeri assoluti non bastano, bisogna avere anche quelli che sono gli impegni relativi, perché i costi aumentano per tutte quante le cose, anche per le materie prime. Noi siamo sotto sul personale e le persone, i cittadini hanno bisogno di avere delle visite. Essenzialmente i cittadini hanno, oltre ai ricoveri, quelli molte volte passano anche proprio per il pronto soccorso direttamente, ci sono anche proprio le problematiche per le visite, soprattutto quelle programmabili, e per gli interventi programmabili. Mi viene in mente la cataratta, mi viene in mente per esempio un intervento per vene varicose, quelle situazioni per cui uno alla fine dice beh, questo qua può aspettare sì, ma non indefinitivamente. Allora, su questo bisogna calcolare che la riduzione di personale disponibile a livello di ospedali, anche a livello del Veneto, c'è stata, e come le valutazioni parlano di migliaia di unità, almeno 1300-1500 medici di meno ospedalieri. Non è vero, sapete, che i medici manchino in Italia. Noi abbiamo un numero di medici superiore per 1000 abitanti, d'accordo, alla media europea, che è 3,8, adesso noi siamo sui 4,1, 4,2. Solo che abbiamo delle carenze di medici che si occupano del Servizio Sanitario Nazionale sia a livello ospedaliero che a livello dei vicini del territorio, perché sono considerati attualmente meno attrattivi dal punto di vista dei nostri giovani colleghi, soprattutto per quello che è l'urgenza ed emergenza. Naturalmente le visite tout court, le prime visite, che sono delle cose più, diciamo, desiderate, di quelle più richieste, che sono essenzialmente oculistica, dermatologia, neurologia, cardiologia, ma anche ortopedia, queste hanno dei problemi per quanto riguarda le liste d'attesa. E su questo si riflette quello che è, diciamo, la sensazione del cittadino che si trova con un muro di fronte per quanto riguarda quello che è il suo bisogno di salute, e soprattutto per quelli che sono i ceti sociali meno abbienti, che non hanno la possibilità di fare visite private, ma soprattutto perché hanno bisogno di fare anche esami tipo diagnostico radiologico, endoscopico, che hanno un certo tipo di complessità e anche un costo. Quindi, in sintesi, questa è una situazione che ha avuto un'evoluzione in 20 anni, da quando è stato fatto nel 2004 il blocco del tetto del personale, e si è risparmiato in decine e decine di miliardi su quelli che erano gli operatori, sia infermieri che medici. Quelli che sono rimasti hanno cercato di fare quello che potevano, ma tagliando la possibilità di avere delle ore a disposizione per le visite alle esenti ticket, a quelli che hanno problemi di malattie oncologiche, a quelli che hanno problemi di invalidità civile, d'accordo? E questi sono stati i risultati.
Grazie dottor Leoni, la interrompo un secondo perché abbiamo Gabriella da Mogliano, se non mi cade la linea. Vai Gabriella. Buongiorno, grazie. Volevo agganciarmi al discorso che faceva lei prima, no? Al discorso che diceva anche il reverendo di dire che il Signore castiga. Non è niente vero, perché il Signore non castiga nessuno, è la vita che ti porta a star male un verso l'altro. E dopo il discorso che faceva lei, che ci facciamo meraviglia se una non ha i capelli. Io sono stata tanto all'estero e all'estero guardano meno, gli italiani invece guardano di più chi è disagiato e si dovrebbe essere più superflui, sì, decalcolare quelle persone come persone normali. Grazie Gabriella per questo supporto che mi dai, quelle parole che dico, perché è vero, e questa è la verità. È una persona in gambissima. Grazie Gabriella, devo andare avanti perché ho tanti ospiti, non posso più darti la linea perché devo correre, perché la puntata se no non ce la faccio a terminarla, ma sei stata molto chiara e ti ringrazio perché è vero quello che hai detto. Allora Don, come commentiamo le parole del dottor Leoni che sta cercando di far capire che forse qualcuno ha imboccato una strada che non è quella corretta, non è quella giusta, quella di dare servizi alla persona, aumentare sul personale, pagare questo personale nella maniera dovuta e corretta, l'etica che dovrebbe avere la politica e che non sappiamo dove l'ha messa, questo sport che è entrato nella Costituzione ma a parole, ma nei fatti i ragazzi e le famiglie devono pagare per fare discipline sportive quasi sempre. Prego. Beh, io condivido completamente quello che diceva il dottor Leoni, no? Ma per me la questione, per me dico, è anche abbastanza semplice, cioè che cosa io, istituzione, che cosa o chi metto al centro. Ecco, io posso mettere al centro me stesso e pensare di essere un faraone che deve costruire la sua fama, la sua identità politica, diventare famoso, per cui investo i soldi su alcune cose. Faccio un esempio, la pista di bob a Cortina, no? Ecco, oppure su altre cose. Allora, certo, è una questione etica e io mi chiedo, le istituzioni mettono al centro che cosa? Le persone più fragili e che hanno meno possibilità economiche, che hanno meno voce in capitolo, o mettono al centro magari l'interesse del partito, l'ideologia e via dicendo? Io personalmente sono convinto che non mettono al centro le persone, per cui sono istituzioni con una forte amoralità, dove l'etica non è più di casa, ma è di casa gli ordini che vengono, non so, dalla direzione del partito, dalla direzione della giunta e da quello che è. Quindi la questione è proprio questa, no? Ecco, che le persone non contano, ovvero contano nel momento in cui devono andare a votare. Quindi è vero, ecco, per quanto io ne so, che ci sono medici, che ci sono infermieri, come è vero che si sta portando la sanità a livello privato e quindi in funzione di interessi privati, eccetera, no? E allora io prima dicevo, più conosco le istituzioni, più capisco i bordelli, no? Sono certo che detta da un prete è un messaggio veramente forte, parole sono pietre. Allora questa confusione però regna anche nelle famiglie che non riescono più a gestire quei pochi denari che rimangono. Io banco solidale, perciò so cosa sto dicendo, non arrivano neppure alla prima settimana del mese, se hanno uno stipendio, se ne hanno due, arrivano proprio goccia a goccia a fine mese, però ci sono i centri estivi, anche questi a pagamento, ci sono tante cose che i bambini avrebbero diritto. Ecco, dottor Bovio, lei che da tanti anni, ecco, adesso presidente Ippodromi Nord-Est, che gestisce anche questa meraviglia che è anche lo sport, perché trotto,
galoppo, sono sempre discipline sportive. Cos'è che chiederebbe alla politica? Perché lei ce la sta mettendo tutta per tenere in piedi questa meraviglia che abbiamo a Treviso, perché non abbiamo solo 2 aeroporti, abbiamo anche l'ippodromo, non è da tutti avere una meraviglia di questo genere con questi spazi, ma anche lei deve fare delle battaglie per essere supportato su cose invece che potrebbero far bene alla società. Ecco, ad esempio, io vorrei anche aprire con lei un confronto anche per quanto riguarda i centri estivi. Perché non fare i centri estivi? Io so che lei già li fa, i centri estivi all'ippodromo, ma ampliarli, cercarli, ma se non li portiamo su questi spazi, dove li portiamo? E anche là invece è arrivato il re con la regina e i principi e si va solo da quella parte, tutto il resto è noia, tutto è dirottato là perché la politica ha deciso così. Prego, dottor Bovio, lei sorride e mi viene da pianza, ma non importa. Andiamo avanti, dottore. Beh, no, io sorrido perché la carne al fuoco è talmente tanta che qua si rischia di bruciarla, a parte che ho apprezzato moltissimo il ragionamento fatto da chi mi ha preceduto, perché questa è la verità. Mi veniva in mente una parola che lui diceva della gente interessa quando si va a votare, quando produce voti, questa è la parola giusta, no? Noi siamo dei produttori di voti, per cui quando ti interessa li supporti e nel momento in cui non serve meglio parlare della pista di bob di Cortina perché ci sono degli altri interessi. Ma lasciamo stare le polemiche. Sì, io con le istituzioni devo avere per forza rapporti sia a livello locale che a livello centrale, perché la nostra attività dipende comunque dal Ministero dell'Agricoltura. Purtroppo i costi per la gestione di impianti così spaziosi sono tanti, pensiamo soltanto alla manodopera, un aiuto l'abbiamo ricevuto anche grazie alla tua collaborazione, che ci hai inviato delle persone che vengono a prestare la loro attività qui, a part time, ma tutto aiuta, perché se si vuole mantenere un certo decoro dell'ambiente ovviamente bisogna affrontare i problemi dei costi relativi. Centri estivi sì, li abbiamo fatti per tanti anni, mi pare che siano già 6 anni alle spalle di questa esperienza. Confermo che anche quest'anno ci saranno a partire dal mese di luglio, quindi non subito dall'inizio della chiusura delle scuole, ma per luglio e la prima parte di agosto. Ci stiamo organizzando, ci sono discrete richieste, anche perché dove ci sono animali, in particolare i cavalli, è chiaro che per i piccoli sono un'attrattiva importante. E basta, cos'altro ti devo dire? Noi andiamo avanti con le nostre capacità, con le nostre attività, e io credo che stiamo facendo tutto sommato un buon lavoro per il rilancio di questo ippodromo anche dal punto di vista dell'opinione pubblica. Sono convinta anch'io, dottor Bovio, che stiamo nella strada giusta. Allora andiamo a vedere proprio questo evento che abbiamo fatto all'ippodromo, proprio di Treviso, Sport e Benessere, e sentiamo questa mamma, visto che abbiamo avuto anche un'altra mamma prima, con delle fragilità. Sentiamo Raffaella Buzzol, prima parte. Allora, iniziamo proprio con Emma. Tanti sportivi, tante discipline, tutti sanno tutto, ma voi cosa ne pensate? Prego. Buonasera a tutti, io pratico karate dalla terza elementare e mi ha insegnato molte cose, soprattutto la disciplina comunque, come comportarmi in certi ambienti, che diciamo è utile magari a oggigiorno e aiuta anche fisicamente comunque. E come scuola, Emma, cosa vuoi dire? La scuola secondo te supporta, aiuta? Magari tu non lo sai, ma hai questa voglia anche di fare qualcosa. Come ti trovi? Personalmente la mia scuola si adopera molto per i ragazzi e anche per educazione fisica mi trovo bene con i miei professori e ci tengono comunque che noi ragazzi
abbiamo delle ore a disposizione sia per il fisico comunque che per sfogarci, ecco, per non stare seduti ad ascoltare e basta. Di tutte le persone che hai ascoltato questa sera, cos'è che ti ha intrigato di più? Quella che ha proprio cercato di attirare la tua attenzione, cos'è stato? Sicuramente l'evento in generale, ma comunque anche il concetto di forza e di andare avanti nonostante magari qualsiasi impedimento, e andare avanti. Buonasera a tutti quanti. A me ha attirato molto sentire come le persone, nonostante le difficoltà, si rialzano e vanno avanti, perché mi sono ritrovata molto in questo, perché anche io, nonostante delle difficoltà, cerco di andare avanti, non mi fermo mai. E un'altra cosa che volevo chiederti, secondo te la scuola, ecco, la tua scuola o la scuola in generale, come la vedi da ragazza? Beh, allora, sport, naturalmente. Allora, parlo per la mia scuola. Allora, facciamo qualche attività come giornate tipo dove giochiamo a basket, a pallavolo, a calcio, ma non c'è quell'integrità, quell'unione che c'è nello sport come vedo da altre parti. Cioè io vedo anche in altre scuole che lo sport unisce i ragazzi. Qui invece no, quindi bisogna vedere anche di unire i ragazzi sotto questo punto di vista. Perciò tu ci stai dicendo che se vogliamo possiamo fare tanta strada con voi, però dobbiamo venirvi a prendere per mano perché da soli se no non ci arrivate, e voi ci state aspettando o sbaglio? Beh, allora, siamo nei giovani che dobbiamo muoverci, però ci sono i giovani che non vogliono, almeno da come li conosco io non c'è interesse. Bisognerebbe, come posso dire, coinvolgerli, fargli trovare la voglia di poter praticare lo sport. Ma secondo te, se noi li facciamo diventare protagonisti, perché loro vogliono questo, vogliono essere loro i protagonisti, non vogliono sempre che ci sia qualcuno che è protagonista, anche sbagliando, secondo te potremmo arrivare a qualcuno che magari al momento dice no, non voglio fare nessun tipo di sport? Beh, allora, ovviamente non possiamo obbligare le persone a praticare uno sport. Se una persona non vuole, non si può obbligarla. Per fare sport o qualsiasi cosa bisogna avere la voglia, le capacità, ma soprattutto avere proprio il desiderio di farlo. Se una persona non vuole, tu puoi aiutarla, puoi provare a convincerla, ma dopo non si può andare a superare quei limiti che una persona impone. Eppure io ho avuto dei ragazzi ospiti, dei campioni, delle fragilità, che proprio grazie allo sport sono riusciti a vincere questa fragilità che è piovuta all'improvviso su di loro. Forse provando, non è obbligatorio, ma puoi provare, ti do la possibilità di provare, poi tu mi dirai sì o no. Ma quante discipline abbiamo? Chissà, magari se provando a costo zero posso riuscire a captare l'attenzione. Cioè la prova per voi è importante, provare anche se non ho voglia, ma sì, ci provo. Come quando si va a Luna Park, vedo la gioia, provo a salire, mi piace, non mi piace, scelgo. Secondo te, se noi aiutassimo invece in questo percorso i ragazzi, cercare di far capire, prova, e poi mi dice sì o no? Beh, allora intanto sì, assolutamente, bisogna sempre provare anche qualcosa di nuovo, anche se non si è sicuri, non si conosce qualcosa, bisogna sempre provarla perché c'è la prima volta per tutto. Poi ovviamente ti può piacere oppure no. E se sbagli c'è sempre una seconda volta per riprovarci
come si dice dagli errori si impara. Perciò si può provare. Si può sempre provare, non bisogna mai dire di no. Allora, ancora mamma Raffaella non l'ho vista, ma la sentiremo. Allora, Leoni, dottor Leoni, queste fragilità, ecco, questi fratellini che sono stati adottati da questa famiglia, tutti e tre per non dividerli, Lisa che è ancora a casa da scuola dopo 2 ricorsi al TAR perché non c'è la lingua dei segni, perché vogliono metterla in un'aula per disabili, la mamma non accetta, che dice mia figlia non posso averla portata via da un orfanotrofio per metterla poi su una stanza di disabilità, mia figlia non parla ma sente, mia figlia ha bisogno d'altro, però neppure qua abbiamo risposta, ecco, eppure 2 ricorsi al TAR vinti, ma cosa sta succedendo? Possibile che non ci sia una diagnosi certa di quello che soffre questa bambina, di cosa ha bisogno, perché questa mamma si sente sballottata a destra e a sinistra, alla fine sa, dottor Leoni, come viene vista come una rompiscatole, ma crede di avere solo lei il problema, ma crede di esserci solo lei, ma è possibile, dovrebbero premiarla questa mamma che ha adottato 3 fratellini dalla Russia per non dividerli, che sta cercando di dare il massimo di se stesso anche a quella più fragile. Prego, dottor Leoni. Ma intanto la signora è un esempio di disponibilità sociale fuori dal comune e deve essere aiutata in ogni senso, anche perché si è entrati recentemente in quello che è la presenza del disabile in una classe, diciamo. Allora, personalmente, e anche come opinione comune, anche di molti anche medici in assoluto, insomma, il disabile ha un effetto migliorativo per quanto riguarda la classe che lo accetta, perché la classe, gli altri, i normali, hanno una visione differente probabilmente di quella che è la realtà. Possono apprezzare meglio la fortuna che hanno di essere a posto dal punto di vista e possono avere anche un esempio importante di quelle che sono le problematiche fin da quando uno è giovane, diciamo, e stimolare le parti migliori di se stessi. Il disabile alla fine ha questa capacità di integrazione e di miglioramento. Normalmente, diciamo, per quello che è l'evidenza attuale, c'è una sinergia nelle 2 parti. Certo che bisogna trovare anche delle personalità disposte, diciamo, in numero adeguato e sufficiente, nella maggioranza assoluta, ad accettare questo tipo di condizioni, che è un'attività di tipo inclusivo. Certo, io faccio parte della categoria medica e quindi entriamo già, come tutte le professioni sanitarie in assoluto, in quelle categorie già predisposte per DNA alle professioni di aiuto. Il sacerdote che è con voi in studio, di cui ho apprezzato in maniera enorme, diciamo, tutte quante le parole che ha detto, di cui mi dispiace adesso non so il nome, ma lo apprezzo tantissimo, è un'altra professione, missione di aiuto tout court. Quanto è rimasto, diciamo, della disponibilità personale all'aiuto delle persone più deboli? Cioè, questa fa parte della natura umana e fa parte anche, tocca anche le corde migliori della natura umana. La solidarietà, insomma, è sempre esistita e alla fine è possibile che una evoluzione in questi ultimi 10, 20 anni, 30 anni, in cui gli stereotipi che sono stati presentati ai giovani li abbiano purtroppo deviati a livello del consumismo, dell'apparire, non dell'essere e dell'aiutare. E purtroppo questa potrebbe essere una spiegazione. Io credo che ci siano comunque molte realtà tuttora, in particolare nel Veneto, a livello di associazioni, di volontariato, di collaborazione tra cittadini. Una volta moltissimo facevano anche la Chiesa Cattolica. Adesso avevo pochi preti, dottor Leoni, purtroppo che avevo pochi preti, per fortuna che esistono i farmacisti. Dottore, devo chiudere perché devo salutare, il tempo è volato veramente, ma la ringrazio per le parole che ha detto sia in campo sanitario per quanto riguarda il sociale e l'etica. Ringrazio anche il dottor Stefano Bovio, presidente Ippodromi Nord-Est, per questa disponibilità dimostrata che coinvolge tutta la comunità
comunità, perché le porte sono aperte. Don, velocissimo, come ci saluta e che appello vuole fare? Don Dassier. Sì, no, io vi saluto così, cioè che solo mettendoci assieme possiamo orientare, possiamo camminare assieme e realizzare degli obiettivi. Punto. E ricordiamo il libro Vale la pena di camminare, Maurizio Dassier, leggetelo. Grazie Don, grazie agli ospiti, e noi andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Frittata di carciofi al Golfo del Tigullio. La cucina della Liguria valorizza molto il carciofo. Matura in primavera ed è alla base della locale torta pasqualina. Per il basso contenuto calorico, il carciofo è indicato nelle diete dimagranti. Ingredienti per 4 persone: 4 uova, 3 carciofi, 1 limone, 50 grammi di funghi freschi, altrimenti 15 grammi di funghi secchi fatti rinvenire in acqua tiepida, un pizzico di origano, uno spicchio di aglio tritato, un cucchiaio di prezzemolo fresco tritato, 30 grammi di mollica di pane bagnata nel latte o nel brodo, 4 cucchiai di parmigiano reggiano grattugiato, 4 cucchiai di olio extravergine di oliva, sale, pepe di mulinello. Togliete ai carciofi le foglie esterne più dure. Tagliateli a metà in senso orizzontale, in modo da ottenere solo cuori teneri e bianchi. Pulite i gambi privandoli della scorza legnosa e tagliateli a tocchetti. Levate anche la barba interna. Tagliate i cuori dei carciofi a fettine sottili. Poi metteteli a bagno in una ciotola in acqua acidulata con il succo del limone. Pulite con altrettanta cura i funghi freschi. Lavateli, asciugateli e tagliateli a fettine. A parte, in una ciotola, sgusciate le uova e mescolatevi con una forchetta la mollica di pane bagnata nel latte e il parmigiano reggiano grattugiato. Mettete a scaldare l'olio in una padella. Quindi soffriggete le fettine di carciofi e di funghi, insieme all'aglio tritato e al prezzemolo. Regolate di sale e pepe. Mescolate e lasciate cuocere. Versate questa amalgama nella padella sopra i carciofi e i funghi appena rosolati. Mescolate più volte e lasciate cuocere e rassodare, prima da un lato e poi dall'altro, aiutandovi con un piatto o un coperchio di diametro maggiore della padella.
appetito.